buongiorno, ben ritrovati. Prima edizione di Antenna 3 insieme per 2 ore e mezza di informazione e tutte le notizie ovviamente dal territorio. Ci collegheremo con la nostra Valentina Visentini. Oggi la festa della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, sono 208 anni e poi c'è il ministro Bianchi con la nostra Ilaria Marchiori in collegamento da Venezia. E tra pochissimo ci collegheremo con la dottoressa Carmela Palumbo, dirigente dell'ufficio scolastico regionale, per parlare del caso Fogazzaro, di cui ormai ci stiamo occupando da diversi giorni, ma anche perché tra pochi giorni si chiude questo anno scolastico e si apre il calendario degli esami di maturità. Vi facciamo però vedere in apertura, in anteprima, le immagini del maltempo che ieri si è abbattuto in tutta la zona della Pedemontana, ma anche e soprattutto nella zona delle Dolomiti Bellunese, in particolar modo a Cortina, dove un violento nubifragio con grandine, fortissime raffiche di vento ha colpito l'intera provincia. 10-15 minuti di tempesta che hanno fatto volare cartelli stradali, divelto lamiere e grondaie, abbattuto alberi in strada. Quello che vedete è il tetto della scuola media Duca d'Aosta, che è stato scoperchiato, un problema che ovviamente ha costretto gli alunni dell'istituto a rimanere a casa nella giornata di oggi in attesa di stilare la conta dei danni e ovviamente di ripristinare il danno. Pioggia intensa e grandine anche sulle vallate vicino a Cortina, e queste sono le immagini, guardate, dei coppi che letteralmente volano in aria a causa del forte vento, maltempo che peraltro è durato davvero una quindicina di minuti, ma tanto è bastato per scoperchiare il tetto della scuola media Duca d'Aosta. Allora, la vedo collegata, è con noi in apertura, come vi ho annunciato, la dottoressa Carmela Palumbo. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a voi. Insomma, che effetto le fa vedere il tetto di una scuola scoperchiato così a pochi giorni dalla fine dell'anno scolastico? Insomma, ci si mette anche il maltempo nelle nostre strutture scolastiche. Sì, ovviamente dispiace forse ancora di più vedere che sia una scuola ad essere colpita. Diciamo, nella sfortuna l'unica cosa positiva è che siamo, diciamo, gli sgoccioli dell'attività didattica, quindi ovviamente bisognerà fare l'attività di ripristino del tetto, ma fondamentalmente l'attività didattica non viene danneggiata anche da questo episodio, diciamo. Il maltempo, uno dei tanti ingredienti che hanno reso questo anno scolastico insomma un pochino difficile, anche se possiamo immaginare, vedendo i dati del Covid, che l'anno scolastico sta volgendo al termine, ma con dei dati e quindi anche i numeri di presenze positivi. Ma vorrei partire con lei dal caso Fogazzaro, perché l'ufficio scolastico regionale ha avviato un'indagine e ieri la preside dell'istituto in qualche modo ha scritto una lettera per cercare di appianare anche, insomma, di trovare una conciliazione, e pare di aver capito che anche ha posto le sue scuse. Intanto questa indagine su che cosa verte e che cosa vuole scoprire, dimostrare? Sì, diciamo che la dirigente scolastico ci ha mandato subito una relazione su ciò che è accaduto e nell'immediatezza ha anche mandato questa lettera di scuse per eventualmente i toni o comunque le argomentazioni che può aver usato e che possono aver in qualche modo toccato la sensibilità di alcune studentesse. Quindi per quanto ci riguarda la questione è chiusa dal punto di vista, diciamo, degli accertamenti. Rimane ovviamente il tema del dress code famoso a scuola, che è di carattere ovviamente più ampio che la questione del Fogazzaro, diciamo. Quindi ci sono delle responsabilità che voi avete evidenziato in questa indagine? Ma guardi, diciamo che la dirigente scolastica ha agito ovviamente con molta spontaneità e anche con senso, come potrei dire, materno nei confronti di queste studentesse. La sua lettera, se la si legge bene, sostanzialmente è una lettera di scusa per eventuali terminologie o per argomenti che evidentemente possono aver
in qualche modo toccato temi che non sono neanche peraltro collegati al dress code. Quindi la Puleo è una bravissima dirigente scolastica e non possiamo ovviamente stigmatizzare le persone per un singolo fatto, un singolo episodio sul quale peraltro lei poi si è chiarito con gli studenti. Martedì inoltre è stato convocato il Consiglio d'istituto proprio per inserire nel regolamento d'istituto una regolamentazione condivisa sull'abbigliamento degli studenti e delle studentesse. Lei ritiene che questo sia un passaggio che resterà appannaggio dell'Istituto Focazzaro o potrebbe essere in qualche modo condiviso e diffuso anche per gli altri istituti scolastici del Veneto? Ma in realtà la questione è un po' a macchia di leopardo, se la sono posta varie scuole, soprattutto istituti superiori, e già diciamo, abbiamo esempi di scuole che hanno adottato dei regolamenti in cui più che stabilire cosa indossare si dice cosa non indossare, quali sono i paletti sostanzialmente e quali sono i capi di abbigliamento non consoni all'ambiente scolastico, ma piuttosto alla spiaggia, alla discoteca o alla serata tra amici. Insomma, un po' come avviene in chiesa, dottoressa. Noi Sì. quando entriamo in una chiesa vediamo che non possiamo indossare, non so, gonne troppo corte piuttosto che scoprire le braccia. Insomma, non è una cosa così nuova anche nella nostra società. Assolutamente, ma infatti questa è una questione anche antica se vogliamo dirla proprio tutta, diciamo che la libertà nell'abbigliamento anche pensiamo al 68 e agli anni successivi, è anche, diciamo, un'affermazione di liberazione o comunque di espressione da parte delle giovani generazioni. Quindi non è che sia un fatto che presenti caratteri di assoluta novità. Quello che è importante dire è che comunque si tratta di un fatto educativo, cioè capire e acquisire quasi quegli automatismi, no? Per cui quando si deve andare in un posto particolare o comunque ci si deve recare in un ambiente soprattutto collettivo, ecco, è importante che anche i ragazzi maturino questa sorta di automatismo, per cui certi abbigliamenti non si usano per quei contesti, se ne usano altri. A me interessa molto porre la questione lontana da tematiche di tipo sessuali che riguardano soprattutto le ragazze. In realtà la questione dell'abbigliamento è trasversale, riguarda anche i ragazzi che per esempio diciamo in alcuni casi sono andati a scuola in ciabatte da mare o con la canottiera da mare. Ecco, quindi la questione dell'abbigliamento consono all'occasione è una questione assolutamente educativa, squisitamente educativa, che fa carico prima di tutto alle famiglie e ovviamente alle scuole, ma non deve avere niente a che vedere con argomenti che riguardano in particolare il sesso femminile e quindi l'abbigliamento più o meno consono al sesso femminile in relazione ad aspetti ovviamente vari, insomma. Ecco. Chiarissima, è stata chiarissima. Una domanda che le faccio è questa, anche pensando al caso di Bassano del Grappa. Fino a che punto una scuola è libera, anche su richiesta dei genitori, invece di imporre una divisa? Cioè, come è regolamentato l'utilizzo delle divise? Sì, diciamo che sono soprattutto le scuole paritarie che tendono, come dire, a individuare molto spesso una divisa, ma non tanto per una questione di abbigliamento più o meno consono, ma come fatto identitario. Il motivo per cui, diciamo, certi gruppi, certe associazioni adottano, diciamo, una divisa o comunque un abbigliamento che li rende riconoscibili, è proprio la distinzione, cioè la identità, no? Di quella collettività anche scolastica. E se diciamo questa esigenza è invece motivata
per esempio l'adozione del grembiule, da ragioni di carattere legate appunto all'abbigliamento, al dress code, a queste problematiche qui, io credo che sia bene assolutamente condividere con le famiglie. Quindi se si ritiene di introdurre un grembiule, qualcosa del genere, Sì. diciamo, anche per i ragazzini più grandi, quindi non della primaria, credo che il coinvolgimento delle famiglie sia essenziale. Importante. Sono decisioni che vanno assunte a livello di consiglio d'istituto, dove sono presenti tutte le componenti scolastiche. Perfetto, quindi insomma interviene in questo senso nella decisione il Consiglio d'istituto, però con tutti gli attori coinvolti. Allora andiamo invece a questo anno scolastico, l'8 giugno, 2 giorni mancano per la fine. Possiamo stilare un bilancio di questo anno tra luci ed ombre? Mi vengono in mente le gite scolastiche a cui si è dovuto rinunciare piuttosto che a tante altre cose, e le chiedo anche un commento in merito a diverse critiche che sono state poste rispetto al fatto che magari al bar e nei negozi ormai si poteva andare senza mascherina, ma la mascherina comunque è rimasta per gli studenti. Sì, allora, un anno scolastico diciamo che è cominciato con tante incertezze, in un certo senso tutti speravamo di esserci messi il Covid alle spalle e che quindi in qualche modo si potesse condurre l'anno scolastico in serenità. Così non è stato in realtà fino soprattutto a dicembre, quindi si è un po' riprodotta la stessa situazione dello scorso anno con tante regole, anche che sono cambiate nel tempo, e questo ha messo molto in difficoltà la gestione delle scuole e soprattutto per la gestione dei casi Covid, ma direi che soprattutto dopo febbraio-marzo abbiamo svoltato in un certo senso, i protocolli si sono alleggeriti, semplificati e soprattutto diciamo il Covid ha battuto meno sulle scuole e sugli studenti. Quindi l'anno scolastico chiude in modo direi assolutamente regolare, e con questa precauzione ovviamente della mascherina, del distanziamento. Ovviamente questa è una valutazione che è stata fatta a livello nazionale, sappiamo che anche i sanitari si sono espressi in modo molto diverso tra di loro, quindi è stato un argomento oggetto di forte dibattito. Certo che è difficile far capire e trovare, forse anche per noi adulti, non solo per gli studenti, trovare un'assoluta coerenza diciamo, nell'atteggiamento che si deve tenere a scuola. Ecco, a proposito di divieti e di regole circa l'uso della mascherina, e ciò che invece vediamo negli stadi, ai concerti, ma banalmente diciamo andando in giro, ecco, ci siamo tutti più liberati di questi limiti. Quindi è forse scarsamente comprensibile che si sia tenuto questo limite della mascherina fino praticamente il 15 giugno e quindi per noi ovviamente termina l'anno l'8 giugno, soprattutto in relazione a tutto ciò che invece attorno sta succedendo ed è successo. Esatto, da qui insomma ecco le critiche che poi sono emerse. Immagino che ancora non si abbiano notizie per quanto riguarda l'anno che inizierà a settembre, se non sbaglio il Veneto parte il 12, mi corregga? Sì, mi sembra che la Regione debba ancora formalizzare la sua delibera, ma sostanzialmente quella è la data, sì. Dovremmo partire lì. Maturità invece, facciamo un po' il quadro delle regole quest'anno, il calendario c'è, quando si parte? Sì, la prima prova è il 22 giugno, quindi la prova di italiano che presenta tutte le caratteristiche ordinarie, possiamo dire, quindi c'è per la prova di italiano un completo ritorno all'esame così come previsto, diciamo, dalla normativa ordinaria. Quindi una prova definita a livello nazionale, uguale in tutta Italia e che viene svolta dagli studenti, quindi secondo quella previsione, quindi con una opzione più opzioni di scelta tra gli studenti sulla tipologia testuale da affrontare e anche sugli argomenti da approfondire. Però
prima prova verrà valutata comunque da una commissione formata tutta da interni, Sì. salvo il presidente esterno, e questo a differenza diciamo dell'esame ordinario, e inoltre ha un peso relativo con tutte le prove scritte molto più ridotto rispetto diciamo, alla situazione ordinaria, dove invece le prove scritte pesano tanto quanto il colloquio nel bilancio complessivo. La seconda prova invece, quella di indirizzo, è ancora diciamo a metà del guado, nel senso che è una prova non nazionale ma che viene definita dalle singole commissioni di concorso e di esame, perché abbiamo in atto anche i perché concorsi. ci sono anche i concorsi, certo, ma lei ha già anticipato la risposta alla mia prossima domanda, prego. Sì. E quindi diciamo è una prova che viene confezionata dalla commissione, quindi avremo prove diverse ovviamente in tutta Italia a seconda delle commissioni di esame e viene valutata dalla stessa commissione e con questo diciamo peso minore assieme alla prima prova e al colloquio. Come lo valuta, dottoressa, questa tipologia? Allora, se proprio devo dire, io sono abbastanza esperta di questo settore perché mi sono occupata a livello nazionale proprio dell'ordinamento dell'esame di Stato. Personalmente avrei preferito l'introduzione diciamo solo della prima prova di italiano, demandando invece alla Commissione la predisposizione di un elaborato casomai da discutere sulle discipline della seconda prova in classe, perché il rischio è ovviamente che diciamo questa seconda prova sia poco significativa e anche possa diciamo introdurre elementi un po' di disparità tra una scuola e l'altra, Certo. proprio perché non è di carattere nazionale ma è erogata dalle singole commissioni. Quindi se si voleva fare un ritorno graduale, personalmente, diciamo, lo dico come esperta, avrei preferito diciamo solo la prima prova così come è definita, mentre sulla seconda avrei atteso il prossimo anno e avrei mantenuto l'elaborato sulle discipline della seconda prova. Chiarissimo. Siamo ai docenti, siete appunto in fase di concorso, poi insomma sappiamo che anche a livello nazionale il concorsone ha creato diversi problemi. Come ripartirà l'anno scolastico a settembre? Beh, ci auguriamo ovviamente di poter, visto che stiamo facendo tantissimi concorsi sulle STEM, a più riprese, eccetera, e le commissioni stanno ovviamente svolgendo gli orali di questi concorsi di cui si è concluso quasi completamente la parte delle prove scritte. La selezione è stata fortissima anche in Veneto, anche se con dati non così drammatici come in altre regioni, soprattutto su alcune discipline. Ovviamente quello che noi ci auguriamo è di poter disporre di un novero di docenti da nominare già da settembre il ruolo. Sicuramente avremo un buon contingente di nomine in ruolo da effettuare. La questione è vedere se abbiamo un numero di aspiranti sufficiente a coprire i posti che avremo. Andremo quindi non a colmare ovviamente i vuoti che abbiamo, anche perché ovviamente i pensionamenti sono stati comunque elevati, siamo sui 3.000 pensionamenti tra i docenti, ma contiamo comunque di perlomeno di fare un buon turnover rispetto alla situazione attuale. Insomma, so che è un po' banale chiederglielo, è un po' giornalistico forse. Che voto dà a questo anno scolastico, dottoressa? Dipende a chi lo diamo il voto, perché se lo dobbiamo dare agli studenti, ai docenti e ai dirigenti scolastici darei veramente un 10. Guardi un po' il paradosso, noi stiamo tanto parlando di dress code, la canottiera, la pancia fuori, eccetera, ma poi guardiamo bene i ragazzi quante regole hanno dovuto osservare quest'anno, davvero tante, quest'anno e l'anno scorso, quindi io darei veramente 10 al sistema scolastico che si è dimostrato molto resiliente
e ha saputo comunque guardare sempre agli obiettivi e rispettare le regole forse più di tanti altri ambienti e soggetti che abbiamo visto. Poi diciamo al cancan che si è creato attorno alle vicende scolastiche, insomma, non lo so, non mi faccia dare un voto, se no sarebbe insufficiente. È stato tosto, grazie. Grazie dottoressa davvero per il tempo che ci ha dedicato e per questo quadro che abbiamo provato a delineare così a 2 giorni dalla fine dell'anno scolastico. Grazie davvero Carmela Palumbo per la sua disponibilità, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Intervista con il dirigente dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, avete sentito un po' anche in maniera ironica la dottoressa come si è espressa in termini di votazioni, no, per tutto il sistema e del tam-tam, è vero che si è creato in questo anno scolastico nei confronti delle varie vicende che poi hanno interessato diversi istituti oppure determinate situazioni a macchia di leopardo. Adesso noi andiamo in pubblicità a seguire, ci collegheremo con la nostra Valentina Visentin perché oggi è l'anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri e in tutte le città ovviamente del Veneto ma non solo ci sono state delle cerimonie e poi a seguire parleremo del nostro ambiente e territorio con Paola Roma, Ponte di Piave, parleremo del Piave e poi il sindaco di Asolo per parlare di strutture recettive e abusivismo. A tra poco. Eccoci ben ritrovati, allora 12:23, c'è tempo prima di dare la linea alla nostra Valentina Visentin di lanciare il sondaggio di Ring di questa sera, dedicato ovviamente al salario minimo, introdurlo anche in Italia, il salario minimo, se la vostra risposta è affermativa, quindi sì, introdurlo anche in Italia, componetelo 0422 16 26 691, se invece è negativa lo 0422 16 26 690. Vi ricordo che la chiamata è gratuita, se sentite occupato il vostro voto è stato registrato. Questa sera a Ring poi vi diremo quali sono gli ospiti, ma insomma date un occhio ai contatti che vedete in sovraimpressione perché potete già iniziare a dire la vostra e così l'esito del sondaggio ve lo faremo sapere questa sera durante la puntata di Ring. Andiamo dalla nostra Valentina Visentin a Padova per l'anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Valentina. Buongiorno, sono in diretta con il generale Giuseppe Spina, comandante della Legione Veneto. Oggi l'Arma dei Carabinieri compie 208 anni e insomma, dopo 2 anni di pandemia si torna anche a festeggiare con la cittadinanza. Noi ne siamo oltremodo felici. Dopo 2 anni in cui siamo rimasti all'interno delle nostre caserme, in questa ricorrenza di poter uscire dalle nostre caserme e di far festeggiare questi 208 anni di vita in mezzo alla gente e con la gente. Con 2 temi, l'orgoglio di appartenere ad un'istituzione che ha 208 anni di vita e che nel corso di questi anni, di questi 208 anni, si è mantenuta salda ai propri valori ma ha saputo tenere il passo con i nuovi ambienti sociali, i nuovi ambienti criminali che in questi anni sono mutati. E la responsabilità di aver fatto il nostro dovere e la responsabilità di occuparci nei prossimi anni di alcuni temi importanti che noi consideriamo i nostri obiettivi di lavoro. Ecco, a proposito, oggi è anche l'occasione per fare un bilancio dei reati, cosa è diminuito, cosa è aumentato, cosa è cambiato in questi 2 anni di pandemia. Questi 2 anni di pandemia, se noi li osserviamo diciamo, i primi 5 mesi del 2022, consideriamo che tuttavia diciamo, da marzo abbiamo cominciato a tornare ad una certa normalità, aumentano le rapine, aumentano diciamo, le frodi e le truffe online. Ma ecco, al di là di questi numeri statistici che restituisco e che valgono per quello che numericamente rappresentano, ecco, noi riteniamo che il tema della violenza di genere, dei maltrattamenti in famiglia siano estremamente uno dei nostri obiettivi di lavoro, perché tra l'altro richiedono un approccio di professionalità, di capacità, di competenze, ma anche un approccio di umanità, di capacità di ascolto.
E dopodiché sicuramente abbiamo il tema della criticità digitale, quindi della rete, no? Della responsabilità insieme alle altre componenti delle altre forze di polizia di proteggere l'identità digitale degli italiani, e quindi proteggere da truffe e da estorsioni che avvengono appunto attraverso la modalità della rete. Un tema molto importante e molto pregnante è quella della dignità del lavoro. I primi 3 mesi di quest'anno a livello nazionale ci restituiscono oltre 190.000 infortuni sul lavoro, e quindi noi continueremo, abbiamo già iniziato anche con i carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro a effettuare controlli sui cantieri, all'interno delle aziende, per verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza dei lavoratori. Ultimo è il tema della prossimità ambientale, della sensibilità ambientale, un tema molto importante, anche più volte richiamato da Papa Francesco. L'Arma dei Carabinieri negli ultimi 20 anni ha fatto progressi molto importanti in tema di prevenzione e investigazioni, e negli ultimi anni con la creazione dei Carabinieri forestali, e questo rappresenta un unicum a livello mondiale. Ringraziando allora il generale di brigata Giuseppe Spina, gli auguriamo buona festa dell'Arma, buoni festeggiamenti che si terranno quest'oggi alle 18:30 allo stadio Colbacchini di Padova. E da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Valentina Visentina. Allora c'è spazio per darvi qualche notizia di cronache. Partiamo dalla Marca Trevigiana con Riese Piodecimo, perché questa mattina c'è stato un grave incidente, molto grave, un autotrasportatore di 63 anni. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Castelfranco Veneto l'uomo di 63 anni che questa mattina in via Castellana, Riese Piodecimo, è uscito di strada mentre era alla guida di un mezzo pesante. A causare il sinistro con ogni probabilità è stato un malore, da qui la traiettoria come impazzita e lo schianto all'altezza del civico 48. Una volta lanciato l'allarme, sul posto il SUEM 118, i vigili del fuoco, i carabinieri della vicina stazione di Riese. È toccato ai pompieri estrarre l'uomo dalle lamiere dalla cabina di guida. Poi la corsa al pronto soccorso dell'ospedale, dove la prognosi è tuttora riservata. Disagi si sono registrati nella prima fase della giornata sul traffico dell'area. I rilievi sono affidati ai militari dell'Arma. È stata una serata, quella di ieri, contrassegnata dal maltempo, forti raffiche di vento, grandinate durate peraltro pochi minuti, ma che hanno creato comunque dei danni, soprattutto nella zona di Valdobbiadene. Dopo una giornata di sole, afa, temperature elevate, il maltempo ha interessato ampie zone dell'Alta Marca con vento e forti scrosci di pioggia. Lo stesso centro decentrato della Protezione Civile del Veneto lo aveva del resto previsto, dichiarando l'allerta gialla in particolare su Dolomiti e Prealpi. Mobilitati Protezione Civile e Vigili del Fuoco, diversi gli interventi, ma non è stato registrato nessun danno di grave entità. A Conegliano, in zona Monticelle, è stato richiesto il supporto dei pompieri per rami e arbusti strappati dal vento e dalle precipitazioni finiti sui marciapiedi o nelle strade. Squadre di volontari AVAB, già in allerta nel pomeriggio, hanno operato invece in serata in via San Francesco e in via Bosco del Madeana, Valdobbiadene, diretti verso Pianezze per rami e alberi caduti a causa del maltempo. Il sindaco Luciano Fregonese ha fin da subito raccomandato attenzione a chi percorre queste strade per la probabile presenza di rami e alberi sulla carreggiata. L'operazione più impegnativa per una pianta secolare caduta in mezzo alla strada in zona Molvine, conclusa solo all'1:30 del mattino. Autostrada, 2 incidenti nella mattinata di oggi. Il primo ha corso in A4 tra Vicenza Ovest e Grisignano, e poi in A3 nello snodo viario di Padova Ovest. Vediamo. Incidenti in autostrada, A4 tra i caselli di Vicenza Est e Ovest, poco prima delle gallerie stamattina in direzione Milano, per un tamponamento tra 2 camion e un pullman. Ferito l'autista del pullman, che è stato stabilizzato dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale in codice di media gravità. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto, non senza difficoltà, utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, l'autista del bus, rimasto incastrato al posto di guida. Illesi i 19 passeggeri a bordo del bus proveniente dalla Serbia e diretto a Bolzano, come anche i 2 autisti dei mezzi pesanti. Sul posto la Polstrada e il personale ausiliario dell'autostrada. Si sono formate code fino a 9 chilometri tra Vicenza Ovest e Grisignano, traffico rallentato anche sullo svincolo per la A31 e anche sullo snodo viario di Padova Ovest. La viabilità ha risentito del traffico in direzione Venezia. Ripercussioni anche
sulla viabilità ordinaria che ha subito pesanti rallentamenti. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. Ancora autostrada, questa volta siamo nel tratto maledetto della 4 tra Portogruaro e San Stino di Livenza. La settimana inizia con l'ennesimo incidente stradale lungo il tratto maledetto dell'autostrada A4 nel nodo di Portogruaro San Stino di Livenza, che stamane è stato chiuso in direzione Venezia poco dopo le 7 a causa di un tamponamento tra due mezzi pesanti. Una persona è rimasta incastrata in uno dei due mezzi coinvolti. Il conducente del tir è stato estratto e trasferito all'ospedale di Mestre con l'elisoccorso. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Poco prima dell'impatto tra i due auto articolati erano stati segnalati rallentamenti e code a tratti per il traffico intenso. Chiuso anche l'allacciamento del bivio A4-A28 in missione verso Venezia. Ieri c'è stata la partita allo stadio Euganeo, ebbene un murales dell'artista Alessio B che ritrae i due tifosi del Padova Calcio è stato imbrattato ieri allo stadio Euganeo. Un artista e appassionato tifoso del Padova Calcio, Alessio B aveva già realizzato un cuore con due bimbi sui muri dello stadio Appiani e ora ha deciso di bissare all'Euganeo alla vigilia di Padova-Palermo. Purtroppo qualche persona poco tifosa, ma soprattutto poco educata, ha pensato bene di rovinare il suo disegno, che ritraeva un bambino e una bambina che si abbracciano mentre osservano un cuore con il simbolo della società bianco-scudata. Un disegno brutalmente rovinato, vandalizzato, parzialmente cancellato. Ci sono comportamenti più gravi, obietterà qualcuno. Prendersela con le opere d'arte, però, significa mancare di rispetto alla nostra società. Lanciamo un appello: se qualcuno allo stadio ha visto qualcosa, ci contatti pure in redazione. Siamo a Chiampo, si punta sulla sicurezza, soprattutto sulla videosorveglianza, anche per gestire il fenomeno delle baby gang che è in aumento soprattutto nel Vicentino. Uno dei temi di una variazione abbastanza corposa di bilancio è anche il tema della sicurezza, perché con questa variazione andiamo a finanziare l'installazione degli ultimi targa system che mancano per, accerchiare l'intero comune di Chiampo. Non si potrà più entrare o uscire da Chiampo senza che il targa system non abbia rilevato la presenza delle auto, cosa che dà la possibilità di monitorare e tracciare, grazie al collegamento con gli altri comuni consorziati nella polizia locale, lo spostamento di eventuali soggetti che percorrono la strada con l'auto rubata o che devono essere rintracciati perché hanno commesso qualche tipo di reato. Non solo, sono previste anche 2 nuove telecamere. Abbiamo anche ulteriori 2 installazioni, in particolare presso un parcheggio attiguo alla parrocchia che aveva dato polemiche negli ultimi mesi, e anche presso le scuole medie, che sono ovviamente luoghi da attenzionare. Corposa variazione di bilancio che riguarda anche una serie di opere pubbliche. Abbiamo messo in bilancio anche alcune opere di cui abbiamo chiesto finanziamento tramite PNRR. In particolare sono 3 le opere del PNRR per cui abbiamo chiesto finanziamento in un bando particolare. L'una è la ristrutturazione della ex rimessa delle Corriere, appunto, che è una proprietà del comune di Chiampo, in centro a Chiampo, ma che appunto non è un luogo oggi utilizzato. Dovremmo utilizzare come luogo polifunzionale per le associazioni culturali e sportive, un bellissimo luogo nel caso in cui ci fosse finanziato. Poi abbiamo chiesto appunto le risorse per il completamento del secondo stralcio del cimitero comunale. Abbiamo realizzato il primo, così si completerebbe l'intera opera e sarebbe importante appunto per la nostra cittadinanza. E poi abbiamo chiesto il finanziamento per l'allargamento della strada di Furlani, che è una strada sempre vicina, attigua al centro del paese, particolarmente stretta, e appunto servono lavori importanti per il suo allargamento. Restiamo nel Vicentino, vandali a Monteberico, danneggiate le colonnine della balaustra, le indagini sono in corso. Saranno le telecamere della videosorveglianza a far luce sull'episodio di vandalismo che si è consumato a Piazzale della Vittoria a Monteberico. Monumento nazionale e luogo sacro per i fedeli. Nei giorni scorsi la balaustra è stata nuovamente presa di mira. 6 colonnine di marmo sono state danneggiate. L'area messa in sicurezza e transennata. Spetta ora alla polizia locale vagliare le immagini delle telecamere presenti per verificare la dinamica dell'accaduto ed individuare i responsabili.
Non è la prima volta che la balaustra diventa oggetto di atti vandalici, tra gli episodi più eclatanti quello di un'auto 2 anni fa che andò a sbattere sulle colonnine decapitandole. Allora adesso noi ci colleghiamo con Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave, doveva raggiungerci in studio ma è stata bloccata ovviamente da impegni, però ha scelto di fare un collegamento in un posto particolare perché è proprio di Piave che dobbiamo parlare. Paola, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti. Sì, allora, ci troviamo a Negrisia. Esatto, ha fermato la macchina e ha scelto insomma, di utilizzare questo sfondo naturale meraviglioso. Ovviamente, Paola, noi vogliamo parlare dell'operazione che come Comune di Ponte di Piave avete fatto insieme ad altri 15 comuni della sinistra Piave ieri all'interno del progetto Piave Net. Volontari, anche lei l'abbiamo vista, ma poi faremo vedere le immagini, per ripulire in qualche modo il Piave. Che cosa avete trovato? Che situazione avete trovato? Sicuramente ringraziamo Savno per l'opportunità che ci ha dato e soprattutto anche le associazioni che insieme con noi si sono messe a disposizione con i cittadini per effettuare ieri la raccolta. Abbiamo trovato una situazione che riguarda sostanzialmente dei rifiuti importanti come dei canotti che sono arrivati nell'area, quindi proprio nel momento in cui la fiume Negrisia arriva all'interno della fiume Piave, e poi ovviamente delle situazioni di inciviltà dei turisti che passano sul territorio e che chiaramente la cosa necessaria per tutti quanti noi invece che tutelino questi posti e li preservino, proprio perché è un luogo dove si presta anche bene per le famiglie, ma necessariamente dovrebbero riportarsi via poi tutto quello che lasciano. Quindi sicuramente questa iniziativa che è stata fatta nel nostro comune, ma come anche in tutti gli altri comuni, serve anche per sensibilizzare i ragazzi e le famiglie che ciò non avvenga, proprio perché insomma abbiamo un fiume da preservare, è il fiume sacro alla patria. Credo che sia importante per tutti quanti che lo rispettiamo e sicuramente diventa importante per tutti farlo questo già con i corsi anche di educazione ambientale che vengono svolti anche all'interno delle nostre scuole e grazie all'associazione, per esempio nel nostro caso la Marcandola, che cura anche poi tutta quella parte di rispetto anche verso i pesci e proprio di controllo del territorio. Senta Paola, nelle immagini stiamo vedendo anche dei pilastri nuovi che sono stati posti proprio sui piloni del ponte di Piave per evitare, no, che quando arrivano tronchi o altro materiale a valle restino impigliati. Ci racconta un po' la genesi di questo lavoro che ovviamente si sta ultimando? Sì, questo è un lavoro di RFI autorizzato dal Genio Civile di Treviso e quindi dalla Regione Veneto e consiste nella ristrutturazione delle pile del ponte ferroviario di competenza di RFI proprio tra i due ponti qui a Ponte di Piave e nella sportazione appunto del materiale depositato in corrispondenza dei ponti stradale e ferroviario. Tutto questo è finalizzato a migliorare il deflusso delle acque proprio in occasione degli eventi di piena e permette di intervenire quindi in prevenzione evitando l'effetto DIC. L'intervento appunto permette oltre che al miglior deflusso del fiume Piave in occasione delle piene, ma soprattutto permette di quegli interventi preventivi che la Regione del Veneto sta finanziando e sta autorizzando, in questo caso anche grazie ad RFI, proprio nello scopo dell'incolumità pubblica, che è quello che mette ovviamente tutti quanti noi primi cittadini a metterci davanti alla situazione di dover intervenire in via preventiva rispetto a questo. Quindi sicuramente un intervento molto importante, ringrazio sia RFI ma anche la Regione del Veneto e il Genio Civile per averlo autorizzato, perché sostanzialmente si fa un'attività preventiva, al di là di tutta quell'attività che grazie alla Regione del Veneto e quindi al commissario straordinario per l'emergenza, il presidente Zaia, sono stati fatti nei nostri argini. Voglio ricordare a monte dei due ponti e a valle dei due ponti due interventi importanti, soprattutto quello di rialzo arginale di jet grouting avvenuti proprio nella situazione dei fontanazzi che si sono venuti a creare nel momento dell'episodio di Vaia. Un intervento molto importante che è stato di 2 milioni di euro proprio a monte e altri 2 milioni a valle proprio dei due ponti, e diventano anche questi fondamentali proprio per preservare l'incolumità dei cittadini che abitano all'interno poi del comune di Ponte di Piave. Quindi sono questi degli interventi di mitigazione che permettono ovviamente di fare delle attività anche preventive. Ringrazio davvero la Regione del Veneto perché anche in questo senso diventa fondamentale, al di là poi Anna di quegli interventi che sono l'asportazione del materiale litoide dal fiume Piave che continuano ad essere svolti grazie appunto al Genio Civile di Treviso. Anche perché poi insomma la rimozione di questi tronchi che si incagliavano aveva un costo.
Sicuramente per RFI rappresentava un costo di circa 30.000 euro ogni volta che dovevano esserci questi tipi di intervento. In questa modalità, grazie a questo tipo di intervento, permette di evitare quell'effetto diga che verrebbe appunto a mettere in difficoltà e in criticità l'incolumità delle persone. Senta, l'ultima battuta, Paola, stiamo parlando di protezione del territorio. Voi avete fatto un appello accorato a tutti i turisti che ovviamente vengono sulle rive del Piave a portare a casa i propri rifiuti. Quindi cercare di rispettare il più possibile il territorio, soprattutto da parte delle persone che lo vivono. Dal punto di vista turistico, degli afflussi appunto sul Piave, come siete messi e se vuole rivolgere in qualche modo un appello anche ai bagnanti in arrivo, proprio perché insomma è solo l'inizio dell'estate, l'estate è molto lunga e sappiamo che è una delle mete insomma, preferite. Sì, sicuramente facciamo appello al buon senso delle persone, alla civiltà delle persone, perché quello che vedete appunto nelle immagini anche alle mie spalle è un territorio che va preservato per tutti quanti. Sicuramente anche l'utilizzo della possibilità di fare la gita con le famiglie fuori porta e quindi spostarsi in queste aree è una cosa importante per ritornare alla situazione di comunità che già vivevamo anche prima, però il rispetto, questo veramente faccio proprio appello a queste persone, perché nel nostro territorio chiaramente per lavorare insieme lo dobbiamo fare di squadra e soprattutto nel cercare di preservare questi nostri ambienti. Lo faccio anche perché nel comune limitrofo, che è appunto quello di San Biagio di Callalta, è molto più semplice poi scendere ed avere la possibilità di prendere il sole anche nel gretto del fiume. In questa area, nella frazione di Negrisia, soprattutto si presta anche in questa parte proprio ad avere questo tipo di scopo. Credo che se lo facciamo tutti quanti insieme è sicuramente un'attività importante, ma che mi sento anche di dire in questa cosa ci sono anche le scuole, ci sono anche i ragazzi che sono i primi ad aiutarci anche per dare quei segnali che permettono di arrivare attraverso loro ai loro genitori, alle famiglie e davvero anche di parlare del Piave come non solo fiume sacro alla patria, quindi gli episodi della Grande Guerra, ma soprattutto un territorio, un ambiente da preservare e da preservare anche nell'incolumità delle persone. Grazie a Paola Roma per il suo intervento, davvero grazie, le auguro una buona giornata e insomma un collegamento che ha anche permesso a noi tutti di rifarci un po' gli occhi vedendo quest'acqua cristallina che sta brillando alle sue spalle. Grazie Paola Roma. Grazie Anna, grazie a lei, arrivederci, grazie. Arrivederci, sindaco di Ponte di Piave, ma ricordate che Paola Roma è anche presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2. Allora, in attesa di collegarci invece con il sindaco di Asolo, sempre per parlare di turismo e di tutela del territorio, andiamo a Spinea con l'inaugurazione e la ristrutturazione del gonfalone. Il restauro del gonfalone è consistito praticamente nel ridare dignità, idratazione e consistenza al manufatto che mi si è presentato completamente lacerato, soprattutto nella parte inferiore. Il gonfalone di Spinea, risalente agli anni 50, è stato riconsegnato alla città e ha ripreso il suo posto in una bacheca in sala consiliare al termine di un restauro promosso un paio d'anni fa dal presidente del Consiglio Claudio Tessari. Ho trovato questo gonfalone abbandonato in un angolo, era arrotolato e sicuramente sarebbe andato perduto e ho pensato di raccoglierlo e poi con l'aiuto di molte associazioni coordinate dall'Associazione Amici del Presepi siamo riusciti a restaurarlo. Noi come Associazione Amici dei Presepi Spinea siamo un po' i capofila di questa organizzazione, però ci sono state un'altra decina di associazioni del territorio che ha collaborato, insieme anche ad alcuni privati, e questo pone in essere e mette in evidenza l'interesse che c'è stato verso il restauro di questo simbolo importante che è il gonfalone della città di Spinea. Il restauro del gonfalone è stata anche occasione per produrre una pubblicazione con notizie inedite o poco conosciute di Spinea, risalendo a ritroso negli anni. Operazioni all'insegna di un recupero dei simboli storici, culturali e architettonici della città. Questo quindi si allinea con quello che è il nostro principio fondante di creare quell'identità per Spinea e quella valorizzazione dei nostri tesori nascosti. Ci auspichiamo che quindi questo patrimonio venga ricondotto alla città e quindi che stimoli tutti a una maggiore passione per la cosa civica politica. Allora,
Avete visto le immagini del Piave, noi abbiamo sentito anche il senatore Vallardi, perché ovviamente nei Piave vengono fatti anche dei prelievi, poi c'è tutta quella questione legata ai problemi e rincari dell'energia, quindi non soltanto un problema di sporcizia, quella che poi chi ha lavorato ieri ha trovato sul Piave, ma anche un problema legato alla siccità che sta rendendo la situazione molto difficile per gli agricoltori. Lo abbiamo intervistato. Siamo riusciti a spostare l'entrata in vigore del deflusso ecologico, che è diverso dal deflusso minimo vitale, per altri 2 anni. Speriamo che in questi 2 anni la situazione cambi. Nel frattempo arriveranno i soldi del PNRR sugli investimenti per cambiare i metodi di irrigazione, passare dai vecchi metodi a canaletta che sprecano molto acqua ai sistemi goccia a goccia. La salvaguardia del fiume e del suo ecosistema da una parte, la protezione delle colture cui la siccità sta togliendo l'ossigeno dall'altra. Nemmeno un mese fa il tema del prelievo è finito in Senato. La Marca porta a casa una deroga di 2 anni, tempo che servirà agli agricoltori per investire sui sistemi di irrigazione più all'avanguardia. Ma potrebbe non bastare. Dalla Marca a Roma è arrivata anche la richiesta di attingere al fondo di solidarietà per sostenere gli agricoltori che la siccità potrebbe mettere in ginocchio. Non il frumento, il grano turco, chi non ha gli impianti di irrigazione rischia veramente di perdere il raccolto. Sui vigneti devo dire sì, effettivamente la situazione è attenzionata, come si suol dire, ma per fortuna abbiamo quasi tutti gli impianti a goccia. Impianti a goccia che stanno salvando i vigneti, che restano comunque attenzionati. Stiamo vivendo un momento difficile, la crisi energetica dovuta alla mancanza di metano che ci arrivava dalla Russia, si punta sull'acqua, chiaro che o la utilizziamo per produrre energia elettrica o la utilizziamo per scopi alimentari, perché chiaramente poi alla fine va a alimentare le risorgive e anche gli acquedotti attingono da lì, o la utilizziamo per bagnare i campi. Energia, dunque avete sentito con il caro energia che sta mettendo in ginocchio tantissime imprese, anche e soprattutto artigiane, e poi c'è anche il caro benzina. Noi abbiamo fatto un'inchiesta tra i consumatori che in qualche modo si sono detti stanchi, e adesso la soluzione per i consumatori è quella di andare a caccia del distributore più conveniente. Dicono che ci sono le scorte, che no, come funziona? Le scorte dovrebbero sopperire a quello che è attualmente, e poi alla fine la benzina è sempre alta. Vengo qui perché costa meno. Caccia al distributore meno caro. Questo è quello che succede quando, nonostante il taglio delle accise ci sia stato, il prezzo alla pompa rimane ancora troppo alto, arrivando quasi a toccare per la benzina verde i 2 euro al litro. Un bene di prima necessità, il carburante, e così le famiglie sono costrette a tagliare altre voci di spesa. Si va al lavoro e quindi bisogna correre con la macchina, il problema è quello lì. Si alza ancora di più. Cosa dire? Avevano detto che bloccavano i prezzi, ma questo non si è verificato sinceramente, almeno per quanto mi riguarda. Fortunatamente è una macchinetta piccola che consuma poco, però comunque dobbiamo andare in giro, dobbiamo fare la spesa, dobbiamo andare a lavorare soprattutto. Si evita e fa di sprechi, ma sennò il resto bisogna sempre... Dove che serve dobbiamo andare. Perché qua abbiamo... destra e a sinistra abbiamo sempre ancora. Io oggi sono andato a Mestre e ho fatto anche un pezzo di Romea, diciamo che ho guardato tutti i distributori possibili e immaginabili che avessero il prezzo di questo, perché la mattina sono passato e questo aveva un buon prezzo. Allora ho detto, casomai andando verso Ravenna lì invece sono tutti a prezzo altissimo, e allora ho deciso di venire qui. Scegliamo i benzinai per forza, perché sennò è troppo cara il gasolio adesso è diventato, è una cosa esagerata proprio. I benzinai insomma si scelgono. Tra i consumatori i malumori sono evidenti, soprattutto nei confronti della politica intervenuta con scelte tampone senza optare per interventi più strutturali, mettendo ad esempio un tetto alle compagnie. La scusa della guerra è una grande affandonia, perché i prezzi sono stati aumentati prima o no? Dicono che diminuiscono le accise ma non le tolgono, e di conseguenza è tutto un giro che comunque paghiamo sempre noi. Lo Stato sembra che faccia qualcosa e non fa assolutamente niente. Danno la colpa all'Ucraina, danno colpa di qua, di là, però le cose non le risolvono. E per la prima volta i consumatori per il caro energia e il caro gasolio scenderanno in piazza. La data è quella del 10 di giugno.
Partiranno anche da Treviso venerdì prossimo i rappresentanti delle associazioni dei consumatori armati di pentole per protestare contro il caro vita per la mobilitazione nazionale denominata Pentole Vuote. Ad accogliere i consumatori veneti sarà la piazza di Vicenza. Noi consegneremo un documento con il prefetto di Vicenza con il quale formuliamo quelle che sono le nostre richieste e non proposte, perché il rischio di trovarsi con le pentole vuote c'è. Nel momento in cui tutto ciò che viene venduto, comprato e cucinato ha un costo notevolmente aumentato in funzione di quelli che sono gli aumenti dei costi dell'energia. I rincari alle stelle d'energia e carburanti si ripercuotono a cascata su tutte le filiere, dall'agroalimentare all'edilizia alle auto, e per famiglie e imprese tutto è diventato più costoso. A farne le spese sono soprattutto le fasce deboli della popolazione ed in questa direzione vanno le richieste delle associazioni dei consumatori, dal liberare il prezzo dell'energia dalle speculazioni e volatilità dei mercati al non applicare l'IVA sulle accise sui carburanti, fino ad una riforma complessiva del settore energia e gas. Noi chiediamo che prima di mettere in piedi un'azienda ci sia un capitale serio e sicuro. Noi chiediamo che prima di distaccare la corrente ci sia una procedura nella quale siamo anche noi coinvolti, in particolare per quanto riguarda le morosità incolpevoli. E chiediamo anche che vengano creati dei fondi per aiutare le persone che non ce la fanno da un punto di vista economico ad avere case più efficienti da un punto di vista energetico. Allora, in attesa di collegarci con il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, vi leggo il conto dei danni legati al maltempo stilato dalla Coldiretti. È una notizia battuta dall'ANSA. Il maltempo che con allagamenti e violenti temporali ha colpito a macchia di leopardo in una stagione segnata da una drammatica siccità, quello di cui parlavamo prima, conferma il moltiplicarsi di eventi estremi che fanno soffrire l'agricoltura, con un conto, pensate, di 14 miliardi di danni in un decennio tra perdite della produzione nazionale, danni alle strutture e alle infrastrutture, quanto afferma la Coldiretti, riferita insomma all'ondata di maltempo che ha interessato il nord Italia con danni nelle città e in campagna, quindi 14 miliardi di euro di danni in 10 anni. Adesso apriamo una pagina dedicata alla sanità, perché addirittura per sopperire al problema legato alla carenza dei medici, le amministrazioni comunali, nello specifico parliamo del comune di Castelfranco dove c'è lo IOV, sta pensando a dare ai medici delle strutture residenziali. Guardate. Mancano medici e personale sanitario, ma in particolare nell'area della Castellana mancano anche alloggi che offrano sistemazioni adeguate a medici ed infermieri che vengono da fuori. Il problema è stato affrontato in Consiglio Comunale a Castelfranco, consiglio al quale hanno partecipato anche il DG della Sanità Veneta Flor, la direttrice dello IOV Benini ed il direttore dell'ULS 2 Benazzi. Ebbene, proprio da Castelfranco potrebbe partire un progetto pilota che mette sul piatto alcune agevolazioni per attrarre professionisti che aiutino a rimpinguare gli organici all'osso, benefit come appartamenti con canoni ridotti o asili per i figli. Il comune si è attivato con l'azienda per l'edilizia convenzionata per individuare degli alloggi da riservare ai sanitari. Lavorando in sinergia anche qui tra enti, secondo me possiamo produrre un modello virtuoso e attrattivo. Cosa significherà? Che avremo meno difficoltà a trovare medici infermieri probabilmente, avremo un'azienda che mette a reddito alcuni immobili, avremo anche la possibilità di fare una convenzione tramite l'IPAB che si occupa dell'infanzia per la gestione di eventuali bambini di chi viene a lavorare a Castelfranco Veneto, sempre a tariffe magari agevolate. Un'idea sulla quale cominceremo a confrontarci sotto il profilo amministrativo la settimana prossima e speriamo si traduca in realtà. E poi tema sanitario, c'è la quarta dose con una percentuale purtroppo molto esigua di cittadini fragili e over 80 che hanno scelto di farla, solo il 6,9%, i dati arrivano dall'ULS 2 Marca Trevigiana. Nuova impennata di contagi nel fine settimana. Nella Marca Trevigiana sono 234 i positivi in più rispetto a ieri, ma erano 448 nel bollettino diffuso da Azienda Zero soltanto nel giorno della festa della Repubblica. Una crescita, seppur lenta, che va di pari passo con l'allentamento delle restrizioni iniziato già a partire dal 1 di giugno. Dall'ULS 2 arriva l'appello a fragili ed anziani a fare la quarta dose di vaccino, a fronte di una percentuale di inoculazioni che per questa categoria è ancora troppo bassa.
tassa non arriva al 7%. Oggi la quarta dose la fanno in pochi, purtroppo, che sarebbero le persone più fragili. Abbiamo solo il 6,9% di persone che lo fanno. I fragili, gli over 80 fragili, e le persone che hanno patologie importanti riconosciute, tipo patologie ematologiche, oncologiche, eccetera, devono fare la quarta dose. La quarta dose li protegge e non andranno in ospedale. Ecco, questa è l'unica vera preoccupazione. Sul resto sono decisamente tranquilli. Nella Marca la copertura con la doppia dose arriva invece al 94,4%. L'offerta della quarta dose, utile per alzare il livello anticorpale, però non è stata colta. Ed è il direttore del servizio Igiene e Sanità Pubblica a spiegare perché è importante farla. Noi non abbiamo ancora capito completamente questa malattia. Se l'avessimo capita potremmo anche comportarci di conseguenza. In realtà non l'abbiamo ancora capita. Rappresenta dei lati oscuri e per cui tutte le possibili misure che si possono essere messe in atto per prevenirla devono essere attuate. Il direttore Benazzi si è detto ancora pronto a rinnovare l'accordo con i sindaci e raggiungere anche con il servizio camper chi volesse la quarta dose. Se c'è qualche realtà che ci dice noi abbiamo un gruppo di over 80, abbiamo un gruppo di... Noi ci spostiamo col camper, di sabato e la domenica, non abbiamo problemi, l'abbiamo fatto. L'importante è che la gente che è a rischio si vaccini. Mauro Migliorini, sindaco di Asolo, buongiorno, grazie per essersi collegato con noi, ben ritrovato. Grazie a voi, buongiorno a tutti i telespettatori. Non ricordo se il camper dell'ULSS 2 sia arrivato anche da voi ad Asolo per portare i vaccini. No, ad Asolo no, in un comune vicino, nel comune di Fonte sì. Esatto, sì, perché ricordo che insomma la traccia è stata anche quella per un periodo. Senta, noi l'abbiamo contattata, sindaco, perché diversi giorni fa Federalberghi e FIPE hanno fatto un comunicato stampa, sono stati molto duri nei confronti degli agriturismi, ma anche nei confronti delle strutture abusive che pare stiano spuntando come i funghi, anche perché la Marca trevigiana diventa sempre più attrattiva dal punto di vista del turismo e Asolo, insomma, è uno dei comuni più belli d'Italia. E vogliamo chiedere a lei quanto grande è questo fenomeno sul territorio, proprio perché insomma, il turismo è affezionato al territorio di Asolo. Sì, non solo al territorio di Asolo, ma a tutta la nostra bellissima Marca trevigiana. Per quanto riguarda il mio comune o il territorio dell'Asolano della Pedemontana, è indubbio che i numeri delle presenze turistiche stiano aumentando in modo direi anche vertiginoso, anche con la presenza finalmente di turisti stranieri. Gli alberghi, le strutture ricettive, gli appartamenti, bed and breakfast e cose varie stanno lavorando molto bene in questo periodo. È altrettanto indubbio però che giungono sempre più notizie che ci sono anche delle strutture, possiamo dirle anche abusive, nel senso che affittano in modo non conforme alla normativa né regionale né nazionale degli spazi, degli appartamenti, delle stanze. Quindi non creando solo un danno dal punto di vista delle tasse erariali, ma creando anche un danno al territorio, una concorrenza sleale e creando anche un danno di alle altre strutture ricettive in genere che tra l'altro ad esempio pagano, non è che loro pagano direttamente, ma fanno da agenti di riscossione per la tassa di soggiorno. Queste strutture invece, chiamiamole così, abusive, sfuggono anche al controllo della tassa di soggiorno, però questo problema esiste. Quindi è un problema che esiste, ma in realtà se non ci fossero queste strutture il territorio sarebbe in grado dal punto di vista ricettivo di accogliere tutti questi turisti? Dal mio punto di vista sì. Perché ad esempio, sempre parlando per Asolo, già da diversi anni abbiamo attivato il cosiddetto albergo diffuso, cioè le strutture ricettive, gli alberghi si appoggiano su altre, occupando tutti i loro posti letto, hanno la possibilità di appoggiarsi sugli appartamenti, sulla stanza, sulla camera, all'interno del centro storico, quindi dando soddisfazione a tutte le richieste che arrivano dai turisti
turisti che vengono a visitare le nostre zone, le nostre aree. Quindi io non vedo tanto il problema della presenza di questi abusivi, che danno la risposta per le richieste di camere, di pernottamenti, quanto proprio per un danno, una concorrenza sleale nei confronti di chi fa le cose fatte bene. C'è, diciamo, turismo post-Covid, si riesce, i turisti si fermano anche più giorni ad Asolo, c'è la toccata e fuga, sono tornati gli stranieri? Sì, come dicevo prima, sono tornati gli stranieri, in particolare dalla Germania, dalla Nord Europa. Continuano a mancare gli americani, anche se ne stanno arrivando, inglesi che ne stanno finalmente non arrivando, direi proprio con il cuore in mano, ritornando a trovarci. Si fermano, le ultime statistiche date dal nostro ufficio turistico dicono che se la media era di 2 notti, adesso stiamo già superando le 3 notti di media, quindi non parlando solo degli alberghi, ma parlando delle strutture ricettive in generale. E la cosa, lo sottolineo, molto bella è che anche l'idea che appunto che avevamo lanciato qualche anno fa dell'albergo diffuso sta funzionando in tal modo che ad esempio delle vecchie residenze che erano chiuse, grazie agli interventi anche di ristrutturazione, bonus facciate, bonus energetici eccetera eccetera, hanno ripreso vita, hanno riaperto e danno una maggiore chiamiamola anche visibilità, certo, ma direi anche vivibilità del nostro centro storico e non solo del centro storico di Asolo. Senta, Sindaco, che rapporto c'è tra agriturismi e alberghi, veri e propri alberghi, se è dato sapere nel suo territorio? Perché è anche un territorio votato agli agriturismi. Assolutamente sì, ma da come la vedo io, da come la percepisco io, i rapporti sono ottimi, tant'è che in più di qualche occasione le stesse strutture alberghiere consigliano ai propri clienti di andare a mangiare i prodotti tipici del nostro territorio dando la scelta di diversi agriturismi sull'asolano anziché sulla pedemontana, appunto perché lavoriamo sempre sulla promozione del territorio. Promuovere il territorio vuol dire promuovere anche i prodotti della nostra terra e quindi anche l'agriturismo. Non lo vedono in modo di concorrenza, ma come un'offerta in più. Ti dicono, io ti do la possibilità di mangiare questo da noi, nella nostra struttura, ma ti consigliamo anche in questi giorni, in questa settimana che stai da noi, di andare a visitare la fattoria didattica, a vedere l'agriturismo X, a mangiare la ciliegia. La collaborazione vince sempre poi alla fine, Sindaco, sempre. No? La collaborazione assolutamente fa bene a tutti. Va bene a tutti. Ultimissima battuta, telegrafico, meglio del pre-Covid come dati? Non ho capito la domanda. Meglio del pre-Covid come dati? Assolutamente sì. Siamo quasi il 35% in più rispetto al 2019 e il 2019 era stata l'annata migliore dal 2014, quindi veramente bene. Bene Sindaco, grazie. Allora lei ci ha dato anche una bella notizia, siamo contenti. Mauro Migliorini la lasciamo al suo comune, grazie per il tempo che ci ha dedicato, arrivederci. Arrivederci, grazie a tutti voi. Grazie a lei. Allora partiamo un po', come vi ho detto, annunciato in apertura, con la nostra tavola rotonda politica, perché questo è l'ultimo sprint dei partiti, si va a votare in tantissimi comuni del nostro Veneto, 12-13, ma poi attenzione perché c'è anche il referendum della giustizia, in questo caso si vota soltanto il 12. Vi presento i nostri ospiti, ci ha appena raggiunto Claudio Borgia, vice sindaco di Montebelluna, Fratelli d'Italia, ovviamente lei rappresenta qui in sede, buongiorno. Buongiorno e grazie dell'invito, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, collegato abbiamo Giacomo Possamai, consigliere regionale, Partito Democratico, buongiorno Giacomo. Buongiorno. E Alberto Villanova, Lega, consigliere regionale, buongiorno Alberto.
Buongiorno, grazie. Allora io adesso sarò veramente veloce perché ho un sacco di cose da chiedervi e abbiamo circa un'oretta a nostra disposizione. Possamai ha solo 45 minuti perché mi pare che debba andare da Letta, se non sbaglio. Possamai mi conferma? Sì, o più che altro Letta viene da noi. Letta viene da noi, giustamente. No, viene a Belluno. Va bene, allora parto proprio da lei e parto da questo ultimo sprint dei partiti. Ha fatto un po' sorridere, hanno fatto sorridere le dichiarazioni di Calenda, cioè sorridere perché sono state dichiarazioni molto forti quando alcuni giorni fa a Radio 24 parlava di partiti che stanno iniziando a fare i capricci, nello specifico si riferiva al Movimento 5 Stelle. Oggi sul Corriere della Sera l'intervista a Matteo Renzi che dice ma il governo non è assolutamente in discussione, 5 Stelle stanno facendo i capricci per avere qualche punto in più percentuale alle elezioni. Cosa ne pensa? Com'è il quadro? E come arriva il Partito Democratico a questa tornata elettorale? Il Partito Democratico arriva a questa tornata elettorale, l'ha detto più volte, come l'ha citato prima, Enrico Letta, con la sensazione di essere a volte l'unico partito che sostiene questo governo, che sostiene il governo Draghi senza continuare ad alzare la posta, e questo è vero, e diciamo nelle parole di Calenda, per quanto molto polemiche, un pezzo di questo ragionamento c'era sicuramente. Il 21 di giugno, lo sappiamo tutti, c'è un passaggio delicato in Parlamento sul tema del rapporto dell'Italia con l'Europa, da un lato sulla questione della guerra tra Russia, dell'invasione, scusatemi, della Russia in Ucraina, dall'invio delle armi a tutte le questioni che ruotano intorno a lì, e il vero punto è se diventerà un momento di confronto in Parlamento, com'è non soltanto legittimo ma anche necessario, oppure se diventerà un momento in cui alcune forze politiche, tra cui è possibile che siano i 5 Stelle, sicuramente c'è la Lega per il modo con cui Salvini sta impostando diciamo la posizione di quel partito sul fronte russo-ucraino, se alcuni partiti utilizzeranno quella discussione per mettere in difficoltà il governo. Il nostro auspicio è che non sia così, perché in un momento di difficoltà estremo come quello che stiamo vivendo tutto serve al paese tranne una crisi di governo o comunque tranne mesi di pasticci che non rendono chiaro chi sta tenendo in mano in questo momento le redini. Abbiamo bisogno di qualcuno che tenga le redini con forza, e quindi insomma per noi il governo non solo deve andare avanti ma deve essere sostenuto lealmente. Quindi possiamo un po' immaginare che il governo Draghi in questo momento, per come è strutturato, stia rappresentando il Partito Democratico? Il governo Draghi su tante cose evidentemente sta facendo cose che noi apprezziamo e sosteniamo. È evidente che è un governo di intese così larghe, che ce ne sono tante che noi vorremmo fare che non possono essere portate fino in fondo, ma il discorso è per esempio non è un mistero che dai temi della riforma fiscale fino a temi legati ai diritti civili, fino ad alcuni temi relativi per esempio agli aiuti delle famiglie, al temi del lavoro. In questi giorni si parla del reddito, del salario minimo garantito. Noi abbiamo posizioni diverse da quelle di altri partiti che sostengono questo governo, ma è normale che sia così, è un governo che tiene insieme forze non diverse ma alternative. Dopodiché, per esempio, sulla politica estera noi ci sentiamo profondamente rappresentati da Draghi e dal governo, a differenza probabilmente di altri, perché ci sembra che stia tenendo esattamente la linea giusta. Però, e chiudo, il ragionamento è un po' diverso, e cioè è evidente che per tutti non è facile sostenere un governo come questo, perché è un governo appunto che tiene insieme forze alternative. Il punto è come lo si sostiene, cioè se lo si sostiene ogni giorno provando ad alzare la posta e quindi mettendolo in difficoltà, oppure se si è consapevoli di questa cosa, cioè che è difficile sostenere questo governo tutti insieme, e quindi si cerca di trovare una soluzione e non di porre problemi continuamente. Allora, Villanova, la Lega evidentemente, nonostante lo appoggi, sta dimostrando in questi giorni di non sentirsi rappresentata dal governo Draghi. C'è una cosa però che personalmente a me sta colpendo molto, la lettura che danno i quotidiani anche nazionali della Lega, che in qualche modo racconta le gesta del suo leader, ovvero Matteo Salvini, che va a Mosca oppure non ci va, che cosa fa, che cosa pensa, ma poi la Lega dei territori forse è meno rappresentata nei quotidiani. Come mai?
Ma io non vedo questa differenza, cioè, più che altro se ne sente parlare sempre di questa differenza tra la Lega territoriale e quella che sta a Roma. In realtà la Lega è una ed è sempre stata una sola e si è sempre mossa in maniera monolitica, quindi penso che anche questa volta la ricostruzione che viene fatta sui giornali non sia uno specchio di quella che è la realtà del nostro partito. Sicuramente il governo di unità nazionale o di emergenza Draghi non è la posizione più comoda per noi della Lega. Di sicuro governare insieme al PD e 5 Stelle non è quello che è, diciamo, la nostra ambizione naturale. È un governo che è nato per superare la pandemia e adesso purtroppo si trova invischiato in quello che è questa crisi internazionale. Sicuramente, ripeto, non è una posizione semplice per il nostro partito, perché comunque bisogna mediare insieme al PD e insieme ai 5 Stelle. Detto questo, farei anche un ragionamento inverso e direi cosa sarebbe questo governo se non ci fosse la Lega. Ad esempio, per quello che riguarda la riforma del catasto, grazie alla Lega si è scongiurato un aumento delle tasse sulla prima casa o comunque su quello che è la maggiore proprietà degli italiani, che è proprio la prima casa, sono le abitazioni. Oppure per quello che può essere la riforma fiscale che sentivo nominare prima dal collega Possamai, o su altri temi. Mi fa un po' pensare quando sento dire che la Lega non è allineata con il governo per quello che riguarda la crisi tra Russia, l'invasione della Russia in Ucraina. La Lega in Parlamento ha sempre votata in maniera compatta per quello che è stata la linea del governo. Dopodiché penso che dopo 100 giorni di guerra sarebbe veramente folle e irresponsabile concentrarsi solo ed esclusivamente sull'invio di armi e non cercare canali diplomatici per mettere fine a questo massacro che sta avvenendo in Ucraina. Allora, se pensiamo di risolvere la questione solo con atteggiamenti come il nostro ministro degli esteri Di Maio, che dà dell'animale a Putin o altri epiteti del genere, oppure con attacchi verbali e non nei confronti di quello che è il governo russo, io credo che da questa situazione non ne usciremo mai. Ma secondo lei Di Maio si dimetterebbe se insomma, la linea di Conte continuasse, no? e fosse ancora in contrasto con il governo? Perché qui servono le dimissioni di Di Maio a questo punto, cioè o sei grillino o sei ministro degli esteri di questo governo. Ma è semplice, basta capire quanti parlamentari si porta dietro Di Maio e quanti se ne porta dietro Conte, cioè quanti parlamentari grillini o presunti tali resteranno a sostenere eventualmente il governo Draghi. Questo è sostanzialmente il grande quesito. Ci tocca sempre ricorrere alla matematica, no? Purtroppo. La nostra è una repubblica parlamentare, quindi i governi devono avere la fiducia in Parlamento. Se Conte dovesse dichiarare la mancanza di fiducia nel governo Draghi e Di Maio invece farebbe una chiamata per difendere questo governo, la si farebbe una conta e si capirebbe chi effettivamente è in mano il partito. Allora, tra poco torniamo da voi. Claudio Borgia, allora, come arriva Fratelli d'Italia a questa tornata elettorale? Fratelli d'Italia, insomma, sappiamo essere l'unico partito che si è sfilato da queste larghe intese, che continua a mantenere la barra dritta, e secondo lei questa barra dritta vi sta facendo correre anche nei sondaggi per queste politiche? Guardi, siamo abituati a non guardare i sondaggi in generale, soprattutto noi che veniamo da una storia importante che è quella della destra, perché come sapete e come abbiamo visto insomma, in questi anni i sondaggi insomma, sono ballerini, nel senso che oggi sei dato ad un numero, il giorno dopo sei dato ad un altro. È ovvio però, ed è quello che conta, il sentore popolare di noi amministratori che siamo sul territorio è quello di un partito forte, di un partito coerente, di un partito con un leader carismatico, apprezzato da tutti, addirittura da cittadini di centrosinistra o che votavano fino all'altro ieri il centrosinistra. Non abbiamo fortunatamente correnti, ma abbiamo un unico leader. Discutiamo al nostro interno sulle posizioni da mantenere e quando decidiamo le posizioni, lì le portiamo fino in fondo. E secondo me gli italiani ci sceglieranno non solo a queste elezioni amministrative dove puntiamo ad essere il primo partito del centrodestra, ma ci sceglieranno anche alle politiche del prossimo anno. Dopodiché noi abbiamo detto una cosa molto chiara dall'inizio, non ci serve una poltrona per poter servire il nostro paese, la nostra patria, l'Italia. Quindi abbiamo scelto coerentemente, visto che non siederemo mai nello stesso governo con Movimento 5 Stelle e PD, di stare all'opposizione, però una opposizione propositiva che contrasta
come dire, le proposte che a noi non vanno bene, ma che propone talvolta qualche nostra proposta è stata passata. Allora, siamo alle proposte. Uno dei temi grandissimi, l'ha ricordato prima Possamai, è quello del salario minimo. Vi faccio vedere, perché è il tema anche del sondaggio di Ring di questa sera. Parto da lei perché abbiamo appena finito. Una battuta sul salario minimo e poi a giro. Guardi, io credo che uno dei primissimi progetti di legge sul salario minimo era del 2017 e l'aveva depositato Rizzetto, che fa parte del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia, per cui come dire, credo che ovviamente c'è un'apertura e su questo tema Fratelli d'Italia c'è. Io poi provengo da quella tradizione politica chiamata destra sociale, per cui sono attento ai bisogni dei lavoratori, quindi credo che una discussione sul salario minimo vada fatta. Fratelli d'Italia farà le sue valutazioni, è presente, è sul tema. Vedo sia alle condizioni che devono essere stabilite su una più ampia come dire, condivisione, perché questo è un tema che non ha colore politico, è un tema che come dire, deve essere condiviso con più parti. È ovvio che non ci possono propinare i 5 Stelle l'ennesimo carrozzone assistenziale, dobbiamo invece cercare di formulare una proposta di legge che vada incontro ai lavoratori. Ma credo che su questo tema, tra l'altro, Letta e Meloni abbiano discusso e ci siano anche, come dire, delle vedute anche compatibili, perché noi non siamo, come dicevo prima, mai contro qualcosa, ma siamo sempre per qualcosa e siamo propositivi. Per cui questo è un tema di discussione dove Fratelli d'Italia c'è, perché come sapete oggi chi prende i voti nelle fabbriche è Fratelli d'Italia, chi prende i voti dai lavoratori, dalle, come dire, dalle fasce più deboli è Fratelli d'Italia. È vero, Possamai? Prende i voti nelle fabbriche? È Fratelli d'Italia? Può essere, cioè nel senso, se Fratelli d'Italia, come è vero, oggi nei sondaggi è sopra il 20%, sicuramente prende una quota di voti rilevante anche tra chi lavora in fabbrica, questo è un dato oggettivo, quindi che insomma, sia attenta alle posizioni dei lavoratori dipendenti è un altro dato oggettivo nel dibattito pubblico. Detto questo, sul salario minimo è avviata una discussione finalmente anche a livello pubblico, ci sono più proposte di legge, Borgia ne ricordava una, ma ce ne sono 6 oggi incardinate in Parlamento. È evidente che è una discussione difficile, perché in un governo come questo non è una discussione facile. Avete visto che Brunetta immediatamente è intervenuto per dire che non esiste, che non se ne può discutere. In realtà parte da un principio, cioè in questo paese oltre al dramma della disoccupazione c'è anche un altro aspetto, che è quello dei lavoratori poveri, cioè c'è gente che ha un lavoro, tante persone che hanno un lavoro, ma che nonostante abbiano un lavoro, con questo lavoro non sono in grado di sopravvivere, non sono in grado di arrivare alla fine del mese. E non è un caso che nella stragrande maggioranza dei paesi europei oggi sia previsto un salario minimo. È evidente che questo elemento va messo insieme alla contrattazione nazionale, cioè non deve scavalcare il tema della contrattazione nazionale, quindi del rapporto tra imprese e sindacato, perché giustamente questa deve essere la precondizione, altrimenti non ha senso parlare di un salario minimo. Ma il salario minimo di fatto è come posso dire, il pavimento, cioè è il fondo a cui si parte a discutere, e secondo me è giusto che ci sia, perché le condizioni oggi, ripeto, di tantissimi lavoratori che di fatto non hanno uno stipendio sufficiente per arrivare alla fine del mese in un paese come l'Italia è semplicemente non accettabile. Anche perché poi il costo della vita è evidente, insomma è aumentato, no? Dal costo dell'energia, rincari bollette, il costo della benzina, tant'è che il direttore di Banca Italia oggi ha detto i rincari in bolletta li paghi chi è più ricco, almeno per un po', e forse una affermazione di questo tipo non ce la si aspettava. Villanova, chiedo a lei, salario minimo a che condizioni per voi? La condizione è che non sia uno specchietto per le allodole. Allora, se c'è un ragionamento serio
che va a spiegare come mai negli ultimi decenni la Germania ha avuto un incremento dei salari del 30%, mentre in Italia c'è stata una regressione del 2%. Se noi non mettiamo alla base di questa discussione uno studio approfondito sulle motivazioni economiche che hanno portato a questo squilibrio all'interno dell'Europa, io credo che il salario minimo, come leggiamo noi oggi sul giornale, sarà su uno specchietto per le allodole che servirà ai 5 Stelle per fare un po' di campagna elettorale e risollevarsi nei sondaggi. Allora, c'è un tema serissimo che è il tema di far sopravvivere le persone che pur lavorando non riescono ad arrivare a fine mese, e soprattutto va capito come mai il nostro paese è rimasto così tanto indietro rispetto ad altri paesi, a tutti gli altri paesi europei, perché se andiamo a vedere tutti gli altri paesi europei hanno avuto degli incrementi maggiori rispetto al nostro. Allora, va anche tenuto in considerazione che dall'introduzione dell'euro il potere d'acquisto delle famiglie è stato notevolmente ridotto, cosa che non è successo ad esempio in Germania o in altri paesi europei. Quindi se non si prende in considerazione una riforma generale e non si capisce quali sono le cause che hanno provocato questo tipo di disparità, io credo che alla fine si parlerà tanto, magari si introdurrà anche un salario minimo che non andrà a risolvere il problema, perché Bonomi nella sua intervista di oggi lo diceva chiaramente che per quello che riguarda i contratti chiusi da Confindustria il salario minimo è già garantito, cioè è già acquisito, quindi non c'è questo problema. Si andrà a creare solo questo specchietto per le allodole, rischiando di creare inflazione, ancora più inflazione, che è quello il grande problema che abbiamo oggi nel nostro paese. Una cosa importante invece sarebbe rivedere quello che è il costo del lavoro, quindi intervenire sul cuneo fiscale e quindi andare a lavorare sia per quello che è il costo che paga l'impresa, che è quello che è il salario che arriva in tasca ai lavoratori. Questa è una dichiarazione, Villanova, che noi abbiamo sentito da tanti partiti, ma perché è così difficile realizzare questa detassazione, abbassare il costo del lavoro? Perché deve essere sostenibile dal punto di vista previdenziale, e questo è il grande problema. Nel momento in cui si mette mano al cuneo fiscale si mette in crisi quello che è tutto il sistema contributivo per le pensioni e per pagare le pensioni che sono in corso adesso. E qui si aggancia la riforma. Che si aggancia la riforma, ma se noi pensiamo di scaricare il costo del salario minimo garantito sulle imprese, cioè quindi andare a aumentare il costo del lavoro per le imprese, arriveremo ad avere sicuramente le nostre imprese che già sono in difficoltà per rimanere competitive con le altre aziende europee e mondiali, che si troveranno ancora più aggravate da altre spese, e invece di creare un volano positivo creeremo un problema per la nostra economia. E allora se vogliamo affrontare questi temi in maniera sensata e in maniera approfondita, allora credo che la Lega sarà assolutamente della partita. Se invece vogliamo solo affrontarla per far piantare una bandierina a Conte, allora questo sarebbe l'ennesimo malanno che fa questo il Partito dei 5 Stelle. Parto però da lei, no? Caro energia, caro bollette, Visco dice, ve lo faccio proprio vedere, è una tassa da pagare, possono farlo i più ricchi per un periodo temporaneo. Vi trova, insomma, che reazione ha lei come Lega a questa dichiarazione? Poi ovviamente a giro rispondete tutti. È una soluzione? La reazione è che secondo me in questo momento è l'unica istituzione che può mettere un freno all'aumento dei costi dell'energia è l'Europa. Nessuno Stato potrebbe pensare di aumentare le tasse per diminuire le bollette a tutte le famiglie, perché pensiamo solo al bonus 200 euro che è stato dato, è costato 14 miliardi di euro al nostro paese, quindi stiamo parlando di una mezza finanziaria degli anni scorsi. Allora, se pensiamo di poter intervenire aumentando le tasse... Aspetti che è saltato l'audio, Villanova, fermo. Alberto Villanova, si blocchi un attimo perché è saltato l'audio, fermo lì. Mi sente? Perché è saltato l'audio sui 14 miliardi, non la sentiamo più, provi a parlare? No, ok, allora la riprendiamo subito il suo intervento, intanto faccio rispondere agli altri così sistemiamo l'audio. Comunque giustamente dice 200 euro a famiglia, 14 miliardi, quasi una mezza finanziaria, ma anche, insomma, Borgia, anche voi cosa dite? Guardi, facciamo pagare intanto un po' i più ricchi? No, ma il discorso generale, ed è su questo che, come dire, dobbiamo secondo me discutere, vede 200 euro dati tra l'altro non a tutti
tutte le famiglie in difficoltà, perché io ne ho conosciute tante che non riceveranno questi 200 euro. Ma 200... hanno magari già il reddito. Sì, ma tra l'altro che sono in difficoltà, sono lavoratori, non beneficeranno di questi 200 euro, ma 200 euro riferito a da gennaio a giugno, perché stiamo parlando di questo, di aumenti del quasi il 100%, ma è nulla. Abbiamo speso 14 miliardi per dare un bonus e mettere solo a qualcuno in tasca, come dire, una cifra effimera, perché non basta, non serve. Dobbiamo lavorare, come si diceva prima, e su questo, sulla contrattazione energetica, ma questo lo può fare l'Europa, perché è ovvio che se andiamo paese per paese la contrattazione è debole nel momento in cui ci va l'Europa, l'istituzione, a garanzia di tutti. Ovviamente i costi sono a beneficio delle patrie, delle nazioni, dei paesi. Ed è questo su cui bisogna puntare, cercare di lavorare, perché questi bonus sono fini a se stessi, perché tra l'altro i bonus li danno già le amministrazioni locali, cioè noi amministratori locali in generale, non tutti, però la maggior parte, per quanto ci riguarda il mio comune lo fa ormai da tempo, e soprattutto durante il Covid, dà sostegno alle famiglie in difficoltà, e questi 200 euro potevano, secondo me, essere gestiti, questi 14 miliardi, essere gestiti in maniera diversa. Il costo del lavoro poi è un tema. Questa disparità insomma, è particolare. Noi abbiamo raccontato del comune di Montegrotto Terme, siamo a Padova, che per ogni nuovo nato ha dato 400 euro. Un comune lo fa, quello vicino no. Certo, anche questo è inutile pensare, perché bisogna essere franchi. Ho fatto l'assessore alla famiglia, ho fatto tantissime iniziative. Il pacco nascita o i 400 euro, che sono sicuramente come dire, dei bonus che possono funzionare nel breve termine, ma non risolvono il problema della natalità. Nessuno di noi fa un figlio perché il comune gli dà 400 euro. No, certo. Un grande piano della natalità lo deve fare lo Stato, e purtroppo in questi anni c'è poco da fare. Il governo, sia Conte che Draghi, ha fatto pochissimo. Certo, devo dire una cosa, che invece per quanto riguarda la nuova riforma delle famiglie, e su questo, come dire, è stato fatto un buon lavoro, c'è tanto da fare, adesso vedremo i primi risultati, sì. Però sicuramente siamo sulla strada giusta. La ministra Bonetti oggi è a Santa Maria di Sala e Possamai. Io so che lei ha un quarto d'ora, quindi adesso la tartassiamo, partendo proprio da qui, dalle dichiarazioni di Visco su carabollette come tassa da pagare. Potrebbe piacervi come dichiarazione, visto che fu Letta uno dei primi a parlare e a chiedere al governo Draghi di mettere una tassa magari per i redditi più alti, che poi però Draghi bocciò. Io provo a fare un ragionamento molto molto semplice, che è questo. L'idea di riuscire a contenere con le finanze pubbliche, diciamo così, l'aumento dei costi dell'energia e in generale l'inflazione in toto è semplicemente impossibile, nel senso che parliamo di decine di miliardi. È altrettanto evidente però che se aumenta una bolletta che passa da 300 a 400 euro a una persona che guadagna 1100-1200 euro al mese, quei 100 euro in più possono essere una botta micidiale e rendere addirittura più difficile fare la spesa. È altrettanto evidente che se la bolletta passa da 500 a 650 a una persona che ne guadagna 2500, 3000 o 3500, l'impatto è completamente diverso. Allora, quello che si dice semplicemente, e che secondo me ha senso rispetto a quello che dice Visco, è che in realtà parliamo di redditi ovviamente superiori a quelli che sto citando oggi, ma chi ha un potere di spesa importante e quindi sul quale l'aumento della bolletta impatta relativamente poco, è importante che in questo momento dia una mano, anche perché altrimenti non si capisce dove potremmo recuperare le risorse per aiutare chi davvero in questo momento non ce la fa. Cioè, lo può testimoniare, penso, Borgia, che fa l'amministratore locale e quindi che è più al fronte su questo tema di quanto non possiamo essere io e Alberto Villanova, ma in queste settimane sono tantissimi cittadini che si stanno rivolgendo ai comuni per dire che semplicemente le bollette non le riescono a pagare.
e quindi questo mi sembra lo strumento più veloce e anche più equo, onestamente, per aiutare chi è veramente in grande difficoltà. Allora, Possamai, andiamo al referendum sulla giustizia. Tra l'altro stiamo leggendo diversi articoli che raccontano come questo referendum sarebbe stato in qualche modo boicottato dallo Stato, visto che gli è stata data soltanto la data del 12, poi insomma non c'è stata nemmeno tutta questa propaganda, ma chiedo a lei che cosa cambierebbe se vincesse il sì e ovviamente qual è la vostra posizione? Credo cambierebbe poco, nel senso che la contestazione nostra non è assolutamente all'istituto referendario che tantissime volte abbiamo promosso, e tra l'altro, come ben sapete, il Partito Democratico non è proposto di stare a casa ai cittadini, agli elettori, ma anzi li sta invitando ad andare a votare. Invita a votare no, ma invita a partecipare ai referendum, l'ha fatto pubblicamente Letta più volte. Quello che mi viene da dire è questo: c'è una riforma della giustizia in parte già fatta, tra l'altro, ma in parte in corso, su cui sta lavorando il governo, in particolare la ministra Cartabia. L'idea che i referendum, che possono essere utili e preziosi in tante occasioni, ma che sono costruiti su un principio sì o no, no? Cioè la risposta è molto secca, su un tema come la giustizia, in particolare su alcuni aspetti specifici e ultra specifici. Cioè la mia grande difficoltà in queste settimane, quando i cittadini mi chiedono, è spiegare su che cosa sono questi referendum, perché sono talmente tanto specifici, soprattutto 3 quesiti su 5, che è addirittura complicato far capire di che cosa si tratti. Quindi, siccome il voto deve essere libero e consapevole, se si vota su una cosa che si fa veramente fatica a comprendere, io non capisco quale possa essere fino in fondo l'utilità, cioè serve un po' ad agitare una bandiera. Il dubbio che ho io è che in realtà un referendum fatto così in questo momento renda più difficile il percorso legislativo in Parlamento e soprattutto mini anche un po' il lavoro e la stabilità del lavoro della ministra Cartabia. Come mai se ne è parlato così poco, secondo lei? Insomma, di solito quando c'è un referendum c'è un po' di propaganda, in questo caso insomma, è passato abbastanza sotto traccia, tant'è che noi come giornalisti, quando proviamo a chiedere conto di questo referendum ai cittadini, insomma, non c'è tanta partecipazione, non c'è tanta conoscenza. Temo che sia per il motivo che dicevo prima, cioè è difficile appassionarsi per un cittadino a come si deve votare dentro al CSM o a come cambia il dettaglio relativo alla carcerazione preventiva. Però per esempio il tema della non candidabilità dei politici condannati. Sì, per esempio, ecco, la Severino tra tutti e 5 gli argomenti è sicuramente quello più pop, se mi passa l'espressione, cioè quello che può fare più breccia nell'interesse dei cittadini. Però se pensiamo a soprattutto quelli che hanno raggiunto il quorum, i rari referendum che hanno raggiunto il quorum, ma anche quelli che ci sono arrivati vicini, per esempio dall'acqua ai temi legati alle trivelle, cioè quelli più ambientali, erano su temi che scaldavano l'opinione pubblica e soprattutto spingevano la partecipazione. Io non ho avuto l'impressione che ci sia stato un boicottaggio, nel senso che devo dire, Possamai avrebbe scaldato molto di più l'opinione pubblica quello sull'eutanasia legale e sulla cannabis, ma è stato bocciato. Sicuramente, ecco, adesso lei ha fatto un esempio importante, cioè se noi domenica ci fossimo trovati a votare anche sull'eutanasia e sulla cannabis, senza dubbio sarebbe stato un dibattito molto più forte e avrebbe trascinato anche gli altri 5 referendum. Il tema è che mi sembra che i referendum di domenica siano un po' orfani di partecipazione per questa ragione, perché se si riduce la discussione a quei 5 punti lì iperspecifici, tende a essere una cosa che ai cittadini interessa relativamente poco. Villanova, chiedo a lei dopo Borgia sul referendum sulla giustizia, poi però davvero prima di lasciarla andare, Possamai, devo fare una battuta su Padova e su diverse elezioni amministrative, proprio una battuta secca. Villanova, referendum per la giustizia, voluto ovviamente dalla Lega, cosa cambierebbe se vincesse il sì? Ma vede, io mi ricordo che ero ragazzino e sentivo parlare i politici del tempo per quello che riguarda una riforma indispensabile della giustizia. Sono passati purtroppo tanti anni e questa riforma della giustizia non è mai stata fatta. E allora quando adesso sentivo il collega Possamai dire che probabilmente non c'è molta comunicazione perché i quesiti non sono pop, però io credo che ad esempio la TV di Stato dovrebbe avere
l'obbligo di trasmettere quella che è un'informazione al cittadino sul fatto che c'è questo referendum e sul fatto che comunque si tratta di temi che sono, pur non essendo così popolari, sono dei temi importanti per il cittadino. Ad esempio, dopo quello che è stato il caso Palamara, con lo scandalo che probabilmente, se fosse avvenuto in un'altra nazione occidentale, avrebbe creato un dissesto dove sarebbe venuto giù mezzo establishment dal punto di vista della magistratura. Qui da noi invece non ha generato così tanto scalpore. Adesso i cittadini finalmente possono votare, possono esprimere la propria opinione su temi importanti come l'elezione del CSM, che è stato, abbiamo visto nel caso Palamara, uno, diciamo, dei punti focali su cui si concentrava questa lotta di potere all'interno delle correnti della magistratura, oppure sull'equa valutazione dei magistrati, cioè sul fatto che non siano i magistrati a darsi dei voti, ma comunque ci sono ad esempio anche gli avvocati o chi comunque partecipa alla vita dei tribunali. Abbiamo altri temi come i limiti per quello che riguarda la carcerazione preventiva, cioè quindi il fatto che non vengano messi in prigione, se non in rari casi, delle persone che comunque non ricadono nel rischio di reiterazione del reato o di fuga. Cioè ci sono dei temi che sono importanti. Abbiamo visto anche ad esempio tanti sindaci di destra, di sinistra, di centro finire doversi dimettere perché inquisiti, perché indagati per alcuni reati per i quali dopo sono stati assolti, che però non si sono dovuti dimettere immediatamente per la legge Severino. Ecco, ci sono delle cose che nel nostro paese non vanno bene. Logico che sarebbe più giusto avere una riforma complessiva a livello parlamentare, ma se il Parlamento in questi anni, e quando dico in questi anni stiamo parlando di decenni, non si è mai mosso, non ha mai messo mano per convenienza o per altre questioni al tema del CSM, della magistratura e della giustizia, probabilmente è giusto che il segnale arrivi dal popolo. È grave secondo me che non ci sia comunicazione e si stia passando sotto silenzio una cosa che dovrebbe invece essere comunicata perlomeno dalla TV di Stato, cosa che non sta facendo, mentre lo state facendo voi delle televisioni locali con il vostro gruppo. Borgia, allora anche lei sta passando sotto traccia questo referendum per colpa di chi e che cosa cambierebbe con il sì? Beh, sicuramente, come dire, sta passando sotto traccia, anche perché ho, dico la verità, decine di cittadini che mi chiedono cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo votare. Parto da un presupposto molto semplice: una riforma della giustizia va fatta, perché ad oggi purtroppo i processi sono troppo lunghi, non c'è certezza della pena, è questo il punto anche nevralgico. E ribadisco una cosa fondamentale: purtroppo una riforma reale della giustizia, fin tanto che non ci sarà il centrodestra al governo, non potrà essere fatta nel modo in cui pensiamo noi, perché purtroppo, come vede, ci sono mille difficoltà, no? E anche insomma, il consigliere regionale Possamai, che dice che la riforma della giustizia non è pop, è già come dire, secondo il mio punto di vista è già un errore, perché è proprio la riforma della giustizia che deve essere il come dire, fulcro nevralgico, nevralgico di una nazione. Ma tra l'altro la riforma della giustizia ce la impone l'Europa, ci chiede l'Europa di farla, e velocissimamente Fratelli d'Italia sui 5 quesiti dice no ai limiti della custodia cautelare, assolutamente, anzi invitiamo i magistrati a utilizzarla di più, perché ad oggi purtroppo per spacciatori, per delinquenti non viene utilizzata. Mi dicono le forze dell'ordine che in provincia di Treviso, per esempio, non è così utilizzata la custodia cautelare, anzi, seconda cosa, siamo contro, diciamo no all'abolizione della legge Severino, perché purtroppo un amministratore che sbaglia deve pagare. Certo, va modificata, come dice Villanova. Per quanto riguarda gli altri tre temi, quindi la riforma del CSM, siamo assolutamente a favore, siamo a favore dell'EC, quindi diciamo sì all'equa valutazione dei magistrati, per quello che ha detto giustamente Villanova, e soprattutto siamo per un sì forte alla separazione delle accademie dei magistrati. Il giudice deve fare il giudice, il pubblico ministero deve fare il pubblico ministero. Possamai risponda, so che voleva rispondere Borgia. Forse mi sono espresso male io, se no Borgia non ha colto quello che volevo dire. Io non ho detto che la riforma della giustizia non è pop, nel senso che penso che la giustizia sia un tema cruciale che impatta sulla vita delle persone, su cui i cittadini
hanno voglia di esprimersi e si interessano, anche perché sappiamo quanti problemi ha la giustizia nel nostro paese da decenni. Io ho detto una cosa diversa, cioè ho detto che alla domanda esplicita che mi ha fatto, cioè perché non si stanno appassionando, perché dico che i quesiti di questo referendum sono talmente tecnici che difficilmente appassionano le persone, a parte magari quello sulla Severino. Quindi il tema per me è legato a questi quesiti, a come è stato impostato il referendum, non certo il tema della giustizia in sé. Come vota il PD? Il Partito Democratico a livello nazionale ha dato indicazione per il 5 no, ma come avete visto ha anche detto che, essendo un tema su cui c'è libertà di coscienza, ci sono tanti esponenti del partito che fanno scelte diverse, che votano sì ad alcuni quesiti, qualcuno addirittura a tutti. Allora, faccio a Possa Mai l'ultima domanda, perché poi devo andare in pubblicità e so che ci deve lasciare. La partita di Padova, prendo l'esempio della partita di Padova, con un centrodestra che ha trovato la quadra su Peghin forse un po' in ritardo e un Giordani insomma, che pare stia volando nei sondaggi. Come la dà? La partita di Padova è una partita importante, su cui noi siamo assolutamente ottimisti e insomma confidiamo di poter confermare Sergio Giordani e l'amministrazione di Padova magari già al primo turno, nel senso che i dati sono davvero buoni e quindi stiamo correndo molto. Vediamo una grande difficoltà nell'altro campo, non tanto sul candidato ma per come ci si è arrivati, cioè tutti sappiamo quanti sono stati i malumori, le difficoltà che poi hanno portato alla figura di Peghin, e insomma questo si è visto anche poi in campagna elettorale. Telegrafico Verona? Verona è una partita veramente interessante, noi abbiamo molta fiducia nel fatto di portare Damiano Tommasi a ballottaggio, sta facendo una bellissima campagna elettorale, si sta imponendo davvero come una figura bella, positiva, fresca e pulita in città di Verona, in un contesto in cui invece gli altri due candidati, cioè Sboarina Luscente, sostenuto sappiamo quanto malvolentieri dalla Lega, e dall'altra parte Flavio Tosi, che torna con uno slogan che dice torna il sindaco, cioè dopo 5 anni in cui sostanzialmente c'è stato un turista, secondo Tosi ovviamente torna uno che sa fare il sindaco. Sostanzialmente gli altri due stanno passando queste settimane a discutere del passato della città, cioè degli errori fatti dall'uno e dall'altro, rinfacciandoseli. A noi interessa parlare di quello che capita a Verona domani mattina e ci sembra che la figura giusta sia proprio Damiano Tommasi. Grazie Giacomo Possa Mai. Grazie a voi, buona Democratico, giornata. arrivederci, buona giornata. Chiedo a Villanova e Borgia di attendere pochi minuti, abbiamo meteo, previsioni del tempo e dopo anche con loro un'analisi su Padova e su Verona. Tra poco. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Benvenuti al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana evidenzia un lieve cedimento dell'anticiclone, si accentuerà l'instabilità. Vediamo il dettaglio di lunedì 6 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento per gran parte della giornata. Tuttavia nelle ore centrali avremo più nubi e non si escludono anche occasionali temporali a carattere sparso. Temperature un po' in calo, minime tra 16 e 18 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 31 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà del tutto simile. Sarà asciutto e soleggiato in mattinata, a seguire via via più variabile con qualche pioggia. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 28-31 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui dapprima tanto sole, ma con il passare delle ore avremo acquazzoni un po' dappertutto. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime sui 30 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe.
13:49, ben ritrovati. Prima edizione, lunedì 6 giugno, inizia la settimana ed è l'ultima settimana utile per farsi un'idea per le votazioni del 12 e del 13. Quindi siamo davvero agli sgoccioli e anche per questo motivo abbiamo scelto di proporvi questa tavola rotonda per toccare tutta una serie di temi con gli ospiti che abbiamo qui con noi. Abbiamo congedato Giacomo Possamai, Partito Democratico. Guardate il sondaggio di Ring di questa sera. Il tema è quello del salario minimo, i contatti per poter intervenire sono questi, salario minimo che appunto è già ben utilizzato in diversi paesi d'Europa e qui si discute se introdurlo o meno anche in Italia. In ultima battuta saluto e ringrazio ancora Alberto Villanova, Lega, vado subito da lui per commentare le tornate elettorali di due città importanti, Padova e Verona, poi magari una battuta anche su Jesolo. Ma sicuramente Padova è la partita più difficile, anche perché andiamo contro quello che è un sindaco uscente, quindi sappiamo che la sfida è doppiamente difficile in questo caso, ma siamo fiduciosi su quella che è la partita che sta giocando il nostro candidato Peglin e tutta la coalizione. Per quello che riguarda Verona invece siamo fiduciosi, insomma, che il buon governo del sindaco Sborina venga apprezzato dai veronesi e questo ci permette di arrivare alla riconferma per il secondo mandato. Credo che tutto sommato comunque siano delle partite entrambe molto combattute, molto tese e che si vede, insomma, che dove tutti i partiti si stanno impegnando al massimo per raggiungere l'obiettivo. Cosa ne pensa dei temi della campagna elettorale? Mi viene in mente che insomma a Padova si è tornati a parlare di tram dopo 15 anni, la sicurezza. Cosa ne pensa lei, che ovviamente ha uno sguardo regionale? Sì, ho uno sguardo regionale, però ho fatto per molti anni l'amministratore locale, quindi alla fine le partite delle comunali si giocano su quelli che sono i temi che interessano i cittadini, che riguardano le comunità, quindi si va da quello che è un tema della sicurezza che è sempre molto sentito a quello che è la mobilità, soprattutto per Padova, città che conosco abbastanza bene perché ci ho studiato per diversi anni e mi ricordo che il tema del tram era un tema molto sentito anche all'epoca, quindi è normale che queste partite si giochino su temi molto locali. Jesolo, la partita di Jesolo, cioè anche qui insomma questa tornata elettorale è particolare perché il centrodestra non corre sempre unito. Sì, ci sono delle variabili locali che possono incidere. Diciamo che nella maggior parte dei comuni corriamo assieme come centrodestra, poi ci sono alcune eccezioni. Per quello che riguarda Jesolo sento che c'è molta fiducia e penso che insomma si possa riportare quello che è una città importante per il turismo veneto nella giusta direzione e per avere, insomma, vedo che abbiamo il nostro assessore Calzavara che è molto impegnato su questo tema e sta seguendo molto da vicino. Per quello che mi poteva dire è una partita che sta andando in una direzione giusta. Le faccio un'ultimissima domanda prima di concentrarci su Claudio Borgia, Fratelli d'Italia, perché appunto so che lei deve scappare, che è un po' il tema, se vuole, cittadino, quello legato alle risse tra giovani e giovanissimi che stiamo vedendo e raccontando anche noi nei nostri notiziari in questi giorni. Che cosa può fare la politica? No? Qui parliamo di interventi a livello educativo, adesso c'è anche il bonus psicologo, ma lei che insomma conosce bene i territori, ha anche due bimbe, insomma lei è papà, quindi sono ancora piccoline, ma si affacciano al mondo dell'adolescenza. Che cosa ne pensa? Da genitore sono molto preoccupato, da politico credo sia necessario fare degli interventi rapidi, ma soprattutto che siano incisivi, perché succedono queste cose, perché c'è la tendenza a pensare che ci sia una costante impunità per chi commette questi fatti, no? E soprattutto vediamo che i social stanno avendo un ruolo fondamentale nell'organizzazione di questo tipo di eventi. Allora io credo sia necessario far capire che questo non è il paese, non è la Repubblica delle Banane dove ognuno può fare quello che vuole e la passa sempre liscia, e non può essere nemmeno il luogo dove ci sono dei ritrovi che mettono a soqquadro delle località turistiche all'inizio della stagione dopo un periodo nero che abbiamo passato negli ultimi 2 anni, e pensare che si trovano 2000 ragazzi a fare il disastro lungo le strade di Peschiera o comunque le rive del Garda e se ne vadano via tranquilli in treno
facendo molestie alle ragazze. E allora io credo sia importante far capire che in Italia non esiste l'impunità e qui ci deve essere un intervento legislativo, perché l'unica cosa, i magistrati applicano le leggi che vengono fatte dal Parlamento, quindi il Parlamento deve intervenire, soprattutto deve intervenire anche per dare un segno di rispetto, perché questi ragazzi per prima cosa non rispettano le istituzioni, non rispettano quello che è il decoro, non rispettano il lavoro degli altri. E dopo ci vorrebbe anche un po' di buon senso sulla comunicazione, perché vede, io voglio riportare quello che è stato il fatto increscioso durante la donata degli alpini. Gli alpini sono stati messi in croce per delle presunte molestie e dopo abbiamo visto che c'è stata una sola denuncia, però sono stati messi in croce gli alpini, che sono una colonna portante delle nostre comunità, con il loro volontariato, con il loro impegno costante, e dopo abbiamo questi ragazzi che hanno fatto le vere molestie sul treno, dicendo che le ragazze bianche non potevano salire sul treno, palpeggiamenti e quant'altro, con delle ragazze che sono svenute per questo tipo di maltrattamenti. E vediamo che tutto passa sotto traccia, non abbiamo le Me Too o comunque non una di meno che si mettono sui giornali o nelle trasmissioni ad attaccare, a difendere queste ragazze. Allora bisogna anche iniziare dal punto di vista mediatico a dare il giusto peso, cioè quello che è successo sui treni in questo fine settimana che abbiamo visto tutti quanti è qualcosa di inaccettabile, dovrebbe essere su tutte le prime pagine dei giornali, ancora di più rispetto a quello che è stato per gli alpini, perché ricordiamo che come dicevo prima, per gli alpini si è trattato di grande, è stato veramente un tribunale mediatico che si è scagliato contro le nostre penne nere, e adesso vediamo invece che per questi ragazzi nordafricani che hanno fatto il disastro tutto quanto passa in secondo piano, e questo penso sia veramente inaccettabile. Grazie Alberto Villanova per essere stato con noi. Passiamo la palla al suo collega Claudio Borgia. Grazie davvero per il suo intervento. So che poi lei è ospite anche questa sera a Ring, quindi insomma è una giornata lunga dal punto di vista mediatico. Grazie Alberto Villanova. Grazie a voi, buona giornata. Arrivederci. Claudio Borgia, Fratelli d'Italia, partiamo, facciamo un passo indietro. Padova, Verona e Jesolo. Certo. Beh, io penso che sia una partita importante, e anzi siano 3 partite importanti. Ovviamente faccio il tifo sfegatato per Sbuarina a Verona, per De Zotti a Jesolo, che è il candidato di Fratelli d'Italia, e devo dire che anche noi abbiamo buoni come dire, rumors, nel senso che Christopher sta lavorando bene, ha lavorato benissimo in questi anni insieme a Luca Spavanetto, che è non solo consigliere comunale ma coordinatore provinciale di Venezia, di Fratelli d'Italia, e secondo me saranno la vera sorpresa delle elezioni amministrative del Veneto. In bocca al lupo a loro, a Christopher, faranno sicuramente un grande risultato. Secondo lei? Lo dico anche perché oggi Zoggia ha detto: voglio parlare con il prefetto perché sono stanco di queste risse, e qui torniamo ai giovanissimi, le risse in spiaggia, i ragazzini ubriachi. Quale potrebbe essere il primo provvedimento che introdurrebbe? Se dopo 10 anni di amministrazione si rende conto che oggi ci sono ancora come dire, le risse, c'è qualcosa che non va. Tra l'altro ricordo, se non vado errato, che c'è la possibilità di attivare il cosiddetto DASPO cittadino, fatto tra l'altro dall'allora ministro Menniti, dove all'interno della città, in questo caso di Jesolo, non so se già esiste, nel regolamento di polizia si possono individuare delle aree della città, e grazie all'individuazione di queste aree messe nel regolamento si possono utilizzare i DASPO, così che le forze dell'ordine, nel momento in cui in quell'area quel determinato soggetto non ci può stare, preventivamente, prima che la rissa possa succedere, come dire, lo preleva, lo porta in caserma, eccetera, eccetera. E concludo dicendo che insomma un'altra partita importante è quella di Padova con l'imprenditore Peghin, a cui ovviamente faccio l'in bocca al lupo. Insomma sono 3 partite secondo me. Subito il sostegno, lì il centrodestra ha dovuto dialogare un po' di più. Secondo me non tanto sulla personalità, ma sì, sulla modalità di scelta, perché vede, secondo me questo è un messaggio
sbagliato, cioè il centrodestra deve cercare di correre unito dovunque e dappertutto. Talvolta non ci si riesce perché ci sono, come dire, beghe personali o situazioni territoriali difficili, però a Verona Forza Italia va appoggia Tosi, a Padova siamo per fortuna uniti, invece a Jesolo per esempio noi andiamo con un candidato, la Lega e Forza Italia vanno con un altro candidato. Ecco, questa secondo me non è un'immagine positiva. Devo dire anche che ci aiuta a leggerla però, cos'è successo? Sì, più che altro secondo me lì ci sono stati meccanismi politici strettamente comunali. Sì, allora. Strettamente comunali, talvolta purtroppo ci sono alleati, ci sono partiti in generale che pretendono di avere, come dire, il sindaco dovunque e dappertutto. Noi siamo una forza in crescita, avevamo un candidato a Jesolo valido e ci abbiamo creduto dall'inizio alla fine e abbiamo deciso di andare per conto nostro. A Verona c'è una cosa molto chiara ed è una regola in generale della buona amministrazione ma anche della politica. Un sindaco al primo mandato non si può sostituire, cioè non si può scegliere un altro candidato, soprattutto se ha fatto bene come Esbuarina, per cui pretendere che Fratelli d'Italia ritirasse il candidato e ne proponesse un altro era, come dire, veramente fuori da ogni logica. Ha fatto bene, si ricandida, perché se passasse invece il ragionamento contrario, allora ad ogni elezione, quindi dopo il primo mandato, bisognerebbe guardare e riguardare ancora tutti i vari candidati. E su cosa ti basi? Sui sondaggi? Secondo me è sbagliato. Su Padova invece si è trovata la quadra su un candidato comunque sia positivo, un imprenditore affermato, buon padre di famiglia, per cui insomma riteniamo che anche lì sia una partita più difficile, perché dall'altra parte c'è Giordani che comunque ha fatto il sindaco per un mandato, quindi è difficile sempre scalzare un sindaco al primo mandato, però ce la giochiamo anche perché pensiamo di avere una squadra, ecco lì abbiamo una bella squadra compatta. A me piacerebbe vedere dappertutto in Veneto, ma in tutta Italia, come dire, un centrodestra unito, perché alla fine i cittadini ci votano il centrodestra perché siamo uniti e proponiamo una buona amministrazione. Quindi secondo me il mio auspicio è questo per il centrodestra, di superare le divisioni, di non pensare, e lo dico a qualche alleato, come dire, di pretendere sempre il candidato sindaco, perché talvolta bisogna fare dei passi indietro. Tutti li facciamo in politica, perché purtroppo quando si vuole tutto alla fine qualcosa si rompe. E quindi questo è l'auspicio, però devo dire che il nostro coordinatore regionale, il senatore De Carlo, ha lavorato bene sia nelle scorse elezioni amministrative che in questo, per cui stiamo facendo come dire, un cammino importante. Adesso una domanda come amministratore, le Certo. chiedo di essere breve, ma vorrei parlare dei giovani, insomma chi meglio Certo. di lei, no? Che è a Montebelluna, e adesso ieri abbiamo visto questa rissa a Vittorio Veneto, insomma di baby gang, risse, regolamenti di conti, purtroppo ne stiamo vedendo anche nella Marca. Allora, come ci si pone? Che cosa può fare un'amministrazione? Può lavorare sulla prevenzione, perché la repressione la fanno le forze dell'ordine. Le amministrazioni locali devono investire sulla prevenzione. Io da assessore alla scuola ho lavorato sui progetti educativi finanziati dal comune, partiti nelle scuole elementari e nelle scuole medie su tematiche fondamentali, importanti. Per esempio il bullismo è una tematica importante. Tutti gli studenti di Montebelluna delle classi prime, seconde e terze medie negli ultimi 4 anni hanno fatto un corso specifico sul bullismo, trattato direttamente da una cooperativa. Non solo sul bullismo, anche sulle dipendenze. Finanziato da chi? Dal comune di Montebelluna. Non solo il bullismo, ma anche le dipendenze. Questo è un altro tema, le abilità sociali, ma le dipendenze. Ecco, quando sento parlare di cannabis e quindi della volontà di fare un referendum sull'approvazione delle droghe leggere, penso che, come dire, stiamo perdendo
il senno, perché invece di lavorare sulla prevenzione, lavorare e far capire ai ragazzi che queste tipologie di droghe sono delle droghe leggere, pesanti che siano, io non faccio distinzione, ti mangiano il cervello e fanno dei danni permanenti, invece di lavorare su questo, lavorare sulla prevenzione, lavorare in sinergia ULSS, amministrazione comunale, scuole. I politici, alcuni politici propongono addirittura di fare un referendum per approvare queste tipologie di droghe. Penso che siamo proprio sulla strada sbagliata, completamente sbagliata. E io non sono un censore, di natura non sono un censore, però ci devono essere delle regole. Purtroppo ho vissuto in un quartiere popolare a Montebelluna, dove ho visto tanti amici purtroppo perdersi nel tunnel della droga, perdere la vita, e sono tutti partiti dalle droghe leggere per poi arrivare alle droghe pesanti. Talvolta non ce l'hanno fatta, qualcuno invece si è risollevato. Ecco, questo problema e queste situazioni mi hanno segnato. Io non ho mai neanche lontanamente fatto un tiro non solo di canna, ma neanche di sigaretta. Questo perché? Perché ho visto tanti amici perdersi e da amministratore locale la vivo come una missione, cercare di lavorare su questo tema, di lavorare con le scuole, con gli studenti, a partire dai più piccoli, per lasciare un'eredità ideale e valoriale. Grazie Claudio Borgia, insomma, anche per aver condiviso con noi un pezzettino, no, della sua vita privata. Credo che sia sempre importante, anche quando parliamo con le persone, essere, insomma, i più veri e più aperti possibile anche da questo punto di vista, quindi davvero grazie per questo racconto. E a questo proposito vi facciamo vedere il servizio di Marta Marangon sulla rissa tra giovanissimi a Vittorio Veneto. Aggredito e ferito con un coltello da un gruppo di giovani alle 11:30 di sera nella centralissima piazza Medaglie d'Oro a Vittorio Veneto. Un ragazzo di 22 anni del posto si è presentato ai carabinieri denunciando quanto gli era accaduto poco prima. È venerdì sera, molti giovani sono in centro per trascorrere la calda serata in compagnia. All'improvviso, per futili motivi, è cominciata una lite tra il 22enne ed una banda di ragazzi. Le motivazioni sembrano sia di frequentazioni di ragazze, gelosie di questo tipo. Rivalità per una ragazza dunque pare all'origine della lite. Non si sa se i contendenti si fossero dati appuntamento in piazza o si siano trovati lì per caso. Fatto sta che sono volati pugni, schiaffi, lanciati oggetti contundenti, fino a quando qualcuno ha preso un coltello con il quale il 22enne è stato colpito al braccio. Recatosi al pronto soccorso dell'ospedale di Vittorio Veneto, il giovane è stato medicato e dimesso con una prognosi di 20 giorni per la ferita al braccio e varie contusioni al volto. Su questo ennesimo episodio di violenza tra giovani stanno indagando i carabinieri di Vittorio Veneto. Non è la prima volta che succede un fatto analogo con altre persone, però un po' più giovani l'altra volta, questa volta hanno qualche anno in più rispetto ai primi, e la motivazione risulta sempre essere frequentazioni di ragazze, gelosie, cose del genere, ecco. Quell'area del centro città, siamo proprio dietro il municipio e a fianco delle poste, è provvista di telecamere di videosorveglianza e proprio dall'analisi delle immagini potrebbero arrivare indicazioni utili per capire l'accaduto ed identificare gli aggressori. Allora, ora ci colleghiamo con la nostra Ilaria Marchiori, perché come già in qualche modo spiegato in apertura, ne abbiamo parlato anche con il sindaco di Asolo, c'è stato il boom di turisti in questo lungo ponte 2 di giugno fino a domenica, e ovviamente Venezia non è stata esente da questo boom. Allora facciamo proprio il punto con la nostra Ilaria. Ilaria, a te. Una buona giornata a tutti i nostri telespettatori, ci troviamo qui a Venezia insieme all'assessore comunale al turismo Simone Venturini per parlare di una grande ripartenza qui del turismo in città, ma non solo. Benvenuto assessore. Grazie, buongiorno a tutti. 2 anni difficili, quelli per Venezia e per le città d'arte, e finalmente sembrano alle spalle, quindi ha ripreso il turismo, ha ripreso anche in terraferma, dove
la scorsa estate è stato più lento a tornare, e questo vuol dire che molte famiglie sono tornate a lavorare, rivedono un reddito, rivedono un fatturato, molte imprese familiari, penso a bar, ristoranti, alle guide turistiche, penso appunto a molti settori. C'è un settore che ancora soffre, che è quello legato al porto, perché le crociere sono venute meno per un decreto, e questo sta facendo soffrire la filiera del porto crociere. Per il resto invece fortunatamente vediamo il segno più davanti in questi mesi rispetto agli scorsi mesi. Ovviamente questo crea anche il ritorno di alcuni dibattiti, alcune situazioni che vedranno poi nel corso degli anni, del prossimo anno, nuovi strumenti come il contributo d'accesso, quindi degli strumenti per limitare il turismo giornaliero e incentivare invece il turismo, quello pernottante, che è poi quello che porta la maggior ricchezza alle città d'arte. Contributo d'accesso di cui abbiamo ampiamente parlato soprattutto negli ultimi mesi, e che inizierà la sua sperimentazione però già a partire da luglio di quest'anno. Ci stiamo valutando di introdurre nei mesi, già per i mesi estivi, insomma, la possibilità di prenotare agganciandogli ad un incentivo, però la vera rivoluzione sarà dal prossimo anno con l'obbligatorietà del contributo, e quindi l'obbligo per chi arriva in giornata di prenotarsi e corrispondere appunto al contributo. Questo per correggere quelle distorsioni, perché in alcune giornate effettivamente il turismo giornaliero sovraccarica la città di uno stress eccessivo. Però guardiamo il lato positivo è che finalmente, insomma, il mondo è ripartito. Questo vuol dire che l'aeroporto può tornare a lavorare, vuol dire che i taxi automobilistici o su acqua tornano a lavorare, vuol dire che le guide turistiche, vuol dire che i portabagagli tornano a lavorare, tranne quelli del porto purtroppo, che vivono ancora una grande incertezza. Insomma, la città si è rimessa in moto, e si è rimessa in moto positivamente. Devo dire anche più e meglio di altre città italiane, penso a Roma, penso a Firenze, che hanno visto una ripartenza più lenta già lo scorso anno, e quest'anno ancora confermata. Quindi ecco, Venezia è apripista anche per quanto riguarda le manifestazioni internazionali che hanno portato un buon turismo, penso alla Biennale, a Homofaber, al Salone Nautico e agli incontri poi della politica internazionale che ha scelto Venezia per importanti meeting. Devo dire che il segmento 4 e 5 Stelle in questi 2 mesi è stato sempre pieno, e questo vuol dire insomma che il turismo di qualità c'è e va coltivato e va mantenuto, perché ovviamente il lavoro fatto non vada disperso. Ecco, infatti proprio negli ultimi, soprattutto poi in quelle che sono state le ultime giornate, abbiamo visto Venezia cogliere molti eventi, tra cui anche quello che si è concluso sabato con i ministri dell'interno del Mediterraneo e molti altri ministri che sono giunti qui. 2 li abbiamo visti anche al Salone Nautico, che si è concluso con oltre 30.000 presenze, buoni numeri, grandi numeri. Ve lo aspettavate? Diciamo che il Salone Nautico quest'anno era particolarmente cresciuto rispetto agli anni scorsi, e crescerà ancora l'anno prossimo. I principali marchi della nautica italiana, che poi sono quelli che fanno il grosso del lavoro in tutto il mondo, erano presenti: Azimut, San Lorenzo e Gruppo Ferretti. Quindi davvero un momento importante, che riafferma non solo l'importanza in chiave di visitatori, che ovviamente arrivano e portano lavoro, ma è importante in chiave anche di sviluppo della filiera nautica, dell'industria, della possibilità di attrarre un turismo nautico anche qui, che arrivi su delle marine e che stia e dia appunto lavoro ai meccanici, ai manutentori, agli equipaggi, ai servizi connessi all'arrivo di una nave. Quindi un lavoro importante, perché lancia Venezia non solo come una vetrina della migliore nautica del mondo, ma anche come possibilità di portare investimenti produttivi che sviluppino posti di lavoro anche scollegati dal turismo in senso stretto, ma anche un lavoro sulla sostenibilità. Il Salone Nautico era la capitale delle discussioni intorno alla sostenibilità con l'acqua, col mare. È evidente che i temi che i prossimi decenni l'umanità dovrà affrontare sono legati all'innalzamento del livello dei mari, alla plastica nei mari, all'aumento delle temperature e all'inquinamento atmosferico. Ecco, si è discusso di questo al Salone Nautico, e in particolare tutta la filiera della produzione di navi e di imbarcazioni ha riflettuto e ha sviluppato tecnologie. Quindi Venezia è all'avanguardia anche in chiave di attrazione, di ricerca e di sviluppo e di confronto su questi temi. Sì, quindi è stato un evento che è andato anche a toccare argomenti al di là di quelli specifici per cui è nato. Sì, assolutamente. Nasce come occasione di riappropriazione del rapporto col mare di Venezia, che negli anni si era un po' interrotto, ed è diventato insomma molto di più. È diventato oggi il principale appuntamento italiano dove si possono discutere questi temi. Non a caso molti ministri, molti espositori, molti ospiti internazionali sono venuti qui, creando non solo lavoro in quei 9 giorni, ma creando le prospettive per agganciare nuovi investimenti produttivi. Vuol dire portare nuovi posti
posti di lavoro in città. Assessore, il lavoro importante per le famiglie veneziane che in questo momento si sono viste cadere una tegola sulla testa con gli aumenti e il caro bollette. In tal senso il Comune si sta attivando, sta facendo qualcosa? Sì, la ripartenza è utile anche perché se avessimo avuto la combinazione chiusura della città, chiusura dei posti di lavoro e aumento del costo della vita, avremmo vissuto veramente una situazione quasi esplosiva dal punto di vista sociale. Quindi la ripartenza in questo senso aiuta molto, che le famiglie tornino a lavorare e vedere un reddito è fondamentale. È altrettanto vero però che il costo della vita sta crescendo moltissimo, in particolare pensiamo alle utenze, gas e energia elettrica stanno avendo appunto dei valori ormai fuori da ogni previsione qualche anno fa. Quindi questo ci interroga moltissimo come anche amministrazione lato sociale per far sì che si accompagnino quelle famiglie che già erano in sofferenza durante il Covid e che non si sono ancora pienamente rialzate in questo momento difficile. Quindi abbiamo stanziato 5 milioni di euro per un piano biennale di accompagnamento delle famiglie, sapendo che poi i comuni non hanno la ricetta per ogni problema, ma servirebbe un maggiore impegno statale per comprimere i costi dell'energia e anche i costi della benzina, perché mediamente noi usiamo la macchina per andare a lavorare, non la usiamo più o poco per il tempo libero, visto che è sempre meno. Ecco, a sapere che oggi un pieno costa il 20, il 30% in più rispetto solo a qualche mese fa, ovviamente incide moltissimo nel bilancio familiare, specie di quelle famiglie che usano la macchina appunto per lavorare. Quindi siamo molto preoccupati ma anche molto attenti in tal senso e siamo pronti a fare la nostra parte, sperando che appunto che possa essere sufficiente, ma pronti anche a rafforzare eventuali interventi. Ringrazio l'assessore comunale al turismo Simone Venturini. Se non ci sono altre domande, qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, saluta ovviamente il tuo ospite. Allora io invece ora vorrei aprire una pagina dedicata all'imprenditoria femminile proprio in chiusura, perché a breve è atteso l'arrivo della ministra Bonetti proprio all'interno di un'azienda di Santa Maria di Sala per parlare di imprenditoria femminile, quanto è difficile per una donna riuscire a raggiungere posizioni anche apicali. E ne parliamo tra pochissimo con Bianca Cori, presidente di Confapi Venezia, vicepresidente Comitato Imprenditoria Femminile. Buongiorno Bianca. Buongiorno, buongiorno a tutti. E poi con Elena Pegoraro, che è la titolare della 3P Verniciature SRL, che è appunto l'azienda che sta per attendere la ministra Bonetti. Vi chiedo pochi minuti ancora di attesa, andiamo in pubblicità e dopo partiamo con il nostro dibattito. Eccoci, ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est. Come detto, apriamo una pagina dedicata all'imprenditoria femminile e lo facciamo ovviamente con due donne. La prima è Elena Pegoraro, la seconda è Bianca Cori. Io vorrei partire da Elena perché tra pochissimo arriverà nella sua azienda, che è un'azienda di verniciatura a liquido, la ministra Bonetti. Elena, io so che siete due sorelle, avete in qualche modo preso il timone della barca da papà Franco. Che cosa significa per lei avere il ministro tra pochissimo, tra l'altro, in azienda? Buongiorno a tutti intanto. Buongiorno. Beh, è un'emozione fortissima sicuramente e sono veramente onorata di questa visita. Non me lo sarei mai aspettato, diciamo, quando ho iniziato nel 2014 l'attività di impresa, quindi veramente felice ed emozionata. Che cosa significa fare impresa per una donna oggi? Siete appunto due sorelle e ereditate in qualche modo tutta una serie di competenze dal papà e è un'impresa artigiana. Esatto. Quali difficoltà ha trovato lei nel settore come donna? Se ne ha trovate ovviamente. Sì, ne ho trovate parecchie, soprattutto nei primi anni, devo essere sincera, perché il nostro appunto è un settore artigianale e un settore prevalentemente maschile. I nostri clienti più piccoli sono per la maggior parte magari carpentieri o aziende di arredamento e a conduzione maschile. Quindi all'inizio vedevo proprio questa diffidenza a rapportarsi con me, però poi con gli anni ho maturato la mia esperienza e ora devo dire che sono abbastanza contenta della situazione, anzi non trovo più nessuna difficoltà ad interagire con gli altri imprenditori. Non le Sì, prego. No, non le nascondo che a volte mi è capitata, ad esempio una volta una telefonata, le racconto questo aneddoto,
adesso non ricordo bene cosa vendesse questa persona, che quando ha sentito la mia voce ha detto il titolare è una donna e si è messo a ridere. Quindi è stato un po' svilente. Ma insomma, ci auguriamo però... che questa sia una mosca bianca, davvero, non possiamo pensare di essere di ritrovarci insomma ancora a questi livelli, però è vero che le donne fanno un po' fatica a rompere questo famoso tetto di cristallo e quindi a raggiungere anche le posizioni apicali. E allora di questo vorrei parlare con Bianca Cori, lei è anche un general manager, quindi un'imprenditrice e sa di che cosa stiamo parlando. Anche per lei, qual è il significato? Perché il ministro Bonetti oggi ha scelto proprio questa azienda e che cosa dirà lei al ministro Bonetti come vicepresidente del Comitato per l'Imprenditoria Femminile? Siamo appunto in attesa del ministro. Intanto buongiorno a tutti. E vorrei dire che noi in questo momento siamo qua come gruppo donne imprenditrici Confapi Venezia. E è importante che siamo qua ad aspettare appunto a parlare con la ministra Bonetti e abbiamo sicuramente cose da dire perché l'obiettivo del nostro gruppo Confapid Venezia è proprio quello di promuovere l'imprenditoria femminile, valorizzare la figura femminile nell'impresa. Lo stiamo facendo in tanti modi. E ultimamente la ministra anche ha promosso la certificazione per la parità di genere e oggi vorremmo presentarle due proposte, una proprio che riguarda la certificazione per la parità di genere. Ecco, le può anticipare anche a noi, Bianca, perché in qualche modo giornalisticamente in maniera estremamente riduttiva possiamo raccontare ai telespettatori che ogni azienda potrà avere una sorta di patentino quasi a punti a seconda della presenza femminile anche nelle posizioni, diciamo, più apicali, quindi nei consigli di amministrazione. Ma ci racconta un po' quali sono le vostre proposte in questo senso? Intanto che la parità di genere partiamo dalla prassi di riferimento che è la UNI-PDR 125/2002, che è il documento al quale anche Confapi Donne Nazionale ha partecipato per la definizione. È un documento che appunto va a contenere tutti quegli elementi e i criteri necessari per arrivare a una certificazione. È una linea guida di sistema di gestione per la parità di genere, di fatto, e utilizza degli indicatori proprio per vedere a che punto è l'impresa nel suo percorso, diciamo. È come dicevo, un documento che permette al datore di lavoro di fare un'analisi, di migliorare la sua impresa dal punto di vista proprio della parità di genere, e di fatto il certificato non è altro che un riconoscimento da parte dell'organismo di certificazione che lo va a rilasciare, che attesterà le misure adottate dal datore di lavoro per ridurre quel divario che c'è, che riguarda i sessi, divario nella retribuzione, divario nelle opportunità di crescita, divario e anche nella tutela della maternità. Certo. Quindi noi riteniamo che questa prassi sia uno strumento importante per le nostre piccole e medie imprese, ma per tutte le imprese, perché diciamo che è un inizio per partire con quel cambiamento culturale che è assolutamente indispensabile per far sì che le generazioni future vivano realmente una parità di genere. Anche perché questa certificazione, diciamo, corre di pari passo con il Family Act, che ha proprio la firma della ministra Bonetti, che in qualche modo chiama in causa anche i papà nella gestione della famiglia con l'estensione del congedo, quindi ci sono tanti altri ingredienti, no? Che devono essere inseriti.
quello che noi oggi andiamo a chiedere alla Ministra, di fatto, è sottolinea qualcosa che lei ha già detto in una sua intervista, ma noi vogliamo sottolineare l'importanza dell'aiuto, alle imprese per ottenere queste certificazioni, perché la certificazione dovrebbe essere un elemento premiante, non discriminatorio per alcune imprese rispetto ad altre, e quindi bisogna fare in modo che quel carico burocratico e il carico economico, non blocchi questo processo, anzi dovrebbe essere un invito per un miglioramento nell'impresa, e quindi le imprese devono avvicinarsi a questa certificazione e accoglierlo come strumento utile e innovativo. Ma per questi motivi c'è bisogno, e questo andremo a chiedere alla Ministra, c'è bisogno di aiuti. Quindi noi chiediamo che vengano messi a disposizione di tutte le imprese contributi e agevolazioni a sostegno delle spese che l'organizzazione va a sostenere per la consulenza, per la formazione necessari al percorso di preparazione per l'ottenimento della certificazione. Chiediamo contributi e sgravi fiscali per le spese per il rilascio della certificazione da parte di un organismo accreditato, e uno sgravio contributivo, e questo è un obiettivo altamente attraente per ogni azienda, che di fatto abbassi il cuneo fiscale per le imprese che hanno ottenuto la certificazione. Quindi lei ci sta raccontando che questo strumento della certificazione che è stato inserito rischia di fare aumentare i costi alle imprese se non dovessero esserci questi aiuti? Una qualsiasi certificazione ha dei costi, perché l'impresa ha bisogno di prepararsi, quindi anche se lo fa internamente con risorse interne, comunque sono risorse che vanno in una direzione, che vanno in un ambito. E quindi noi chiediamo che tutto questo non sia un peso, cioè che l'impresa venga aiutata a iniziare questo percorso che è un pochino, una forzatura, ma se c'è l'aiuto sarà non una forzatura, ma un qualcosa veramente di utile e di apprezzato da tutti, perché poi quando si lavora bene i risultati sono migliori per tutti. Quindi mettere questo strumento davvero al servizio delle imprese e quindi davvero al servizio della parità di genere, affinché non venga visto come l'ennesimo orpello in capo magari agli imprenditori e ai titolari di azienda, ma invece deve aiutare a snellire questo processo di cambiamento anche della società. Elena, nello specifico questa differenza di salario voi l'avete notata e come vi comportate all'interno della vostra azienda? Allora, noi attualmente abbiamo 15 dipendenti, di cui 3 donne. Se devo essere sincera, noi cerchiamo di dare delle premialità, non in base ovviamente al sesso del dipendente o altro, ma in base al lavoro svolto, agli anni di lavoro nell'azienda e alle ore di lavoro effettivamente eseguite. E in più abbiamo anche attivato un piano di welfare aziendale, che anche qui abbiamo lasciato aperto la scelta per qualsiasi servizi i dipendenti vogliano usufruire, così possono appunto soddisfare le esigenze più reali per le loro famiglie. E diciamo che io mi accorgo in molte aziende che conosco della differenza salariale, e purtroppo a volte mi trovo anche a parlare con delle amiche che magari sono dipendenti, e io da imprenditrice mi trovo in difficoltà, sono sincera, perché appunto io dico, se il contratto è quello, l'inquadramento è lo stesso, perché comunque c'è ancora questo divario? Cioè sulla carta non dovrebbe esserci. Quindi appunto, questa è la mia opinione, bisognerebbe capire l'azienda effettivamente che parametri applica poi, perché appunto, ripeto, se l'inquadramento e tutto è uguale, è lo stesso, non dovrebbe assolutamente esserci
questa differenza. Senta, secondo lei come donna, ma anche come titolare imprenditrice, la conciliazione dei tempi di lavoro e di famiglia può essere un limite per voi imprenditori? Insomma, la donna che vi chiede il part-time piuttosto che una certa flessibilità, quando, in che momento diventa un limite, un freno alla produttività di un'azienda? Può diventare sì un limite, me ne rendo conto anch'io, perché comunque la produttività non ha orari, diciamo, quindi anch'io mi rendo conto ci sono clienti che arrivano tardi o che arrivano al sabato e sarebbe quasi sempre necessario avere qualcuno disposto ad accoglierli, però io penso che anche adesso con la pandemia abbiamo imparato che si può essere più flessibili, sicuramente più flessibili negli orari. E questo secondo me dovrebbe darci un insegnamento su come aiutare le donne a conciliare meglio lavoro e famiglia. Poi non le nascondo che appunto io vedo ancora situazioni di donne che in maternità preferiscono dare le dimissioni piuttosto che avere un part-time, perché sostengono che appunto con lo stipendio di un part-time pagano a malapena l'asilo nido e quindi qua secondo me lo Stato dovrebbe intervenire un po' di più, nel senso che finché diamo diciamo così, l'alternativa dei 2 anni di disoccupazione ad una donna appunto che dà le dimissioni in maternità, ci saranno ancora tante dimissioni. Se invece come alternativa, questo è sempre il mio parere ovviamente, diamo un maggiore contributo economico per asili nido o babysitter, secondo me le donne saranno sicuramente più felici di continuare a lavorare, perché personalmente conosco donne che lo hanno fatto controvoglia, ma solo per una motivazione economica. Per un calcolo nel portafoglio, immagino. Esatto. Bianca, lei come comitato imprenditoria femminile immagino capisca bene di che cosa sta parlando Elena. Poi insomma in questi giorni abbiamo sentito un Elon Musk che ha detto basta smart working, almeno 40 ore di lavoro settimanali, qui solo nel lavoro in azienda c'è la vera produttività. E allora come si fa a conciliare poi un'imprenditoria femminile, un lavoro femminile con una famiglia? Se queste sono le premesse. È sicuramente molto difficile, però dovremo riuscire a farlo. Non tutti i lavori possono, diciamo, permettere smart working piuttosto che altre forme di... Certamente dovremo andare verso una flessibilità per la donna e un supporto, perché non possiamo pensare che vengano fatti figli se poi non c'è un aiuto. E il lavoro è quello che è. Io mi rendo conto, abbiamo fatto anche corsi sullo smart working, che è una bellissima, un bellissimo progetto, una bellissima iniziativa. Non è per tutti. Dal mio punto di vista dovremo non solo riorganizzare le cose con appunto aiuti, con infrastrutture, perché una mamma che va a lavorare, se sa che il bambino è a 500 metri nell'asilo, è tranquilla, lavora più serenamente. Certo. Se sa che a casa ci vogliono 2 ore per arrivare a vedere come sta, è più in ansia. Quindi sicuramente dovremo trovare delle modalità per permettere alle donne di lavorare, di mantenere il lavoro. E comunque non tutte le attività possono utilizzare certi strumenti. Comunque, dal mio punto di vista, è una questione anche, come dire, sicuramente di aiuti, ma anche di coscienza, di responsabilità, certo. Meglio ancora. Perché io vedo anche nel mio lavoro che certe volte si fanno delle scelte anche di flessibilità, basta che ci si riesca a organizzare, ma allora diventa una questione di responsabilità di tutti e si cerca di di fare il meglio per mandare avanti le cose. Senta, come sono i dati nel veneziano, giusto per mettere un po' a terra le cose che stiamo dicendo legate all'imprenditoria femminile? Siamo ancora distanti rispetto agli obiettivi dell'Europa?
Sicuramente sì, ancora diciamo che un 20% delle imprese femminili che ci sono imprese femminili rispetto alle imprese, quindi sicuramente c'è una crescita che dobbiamo fare. Ultimamente proprio con il Comitato per l'Imprenditoria Femminile abbiamo fatto anche un evento per spiegare quali sono le risorse per l'imprenditoria, per l'impresa femminile, come utilizzarle, come prenderle, e la Confapi stessa sta facendo informazione e formazione per capire quali possono essere tutti quegli elementi che possono essere utili all'imprenditrice, all'impresa per poter andare avanti. Certo. La situazione femminile ancora, poi la pandemia non ci ha proprio aiutato. Infatti 2 anni sono stati difficili, però è vero, lei ha ragione, ci sono percorsi di formazione, di riqualificazione insomma, che arrivano dall'Europa, finanziati anche dalla Regione del Veneto, e sono opportunità che si possono cogliere, no? Anche proprio per nutrire il proprio percorso. È vero, ma certe volte l'opportunità c'è, ma le persone non sanno come poterla utilizzare. Quindi quello che stiamo facendo noi che ci occupiamo, diciamo che stiamo combattendo su questo fronte, è quello proprio di informare le imprenditrici, le donne che vogliono fare impresa, per spiegare come fare. Se mi permette, visto che prima mi ha chiesto quali erano le proposte da fare alla Ministra, che sta arrivando, credo. Abbiamo infatti noi un minuto, poi so che voi dovete andare dalla Ministra. Prego. Certo, ma io volevo dirle un'altra cosa che noi andremo a chiedere oggi alla Ministra, ed è questa. Oggi il coniuge è considerato a carico se non ha reddito o ha un reddito superiore o ha un reddito non superiore a 2.840 e qualcosa. Quello che noi vogliamo chiedere oggi alla Ministra è l'innalzamento del limite del reddito a 6.000 euro, lordi chiaramente, annui, perché questo permetterebbe l'applicazione degli sgravi fiscali riconosciuti al contribuente con coniuge a carico, anche nel caso in cui quest'ultimo faccia dei lavori temporanei o stagionali. Quindi ci sarebbero decisamente dei vantaggi con questo innalzamento. E anche una situazione insomma di comune. Meno nero per essere molto espliciti, più disponibilità da parte della forza lavoro e soprattutto sono le donne quelle che fanno lavori di questo tipo, temporanei, stagionali, e l'incentivazione della realizzazione professionale per le donne, e quindi che hanno disponibilità di brevi periodi di lavoro, e questo sarebbe anche quindi un incremento all'occupazione femminile ufficialmente retribuita, e di conseguenza una maggior consapevolezza delle donne di essere componenti economicamente rilevanti nella società. Bianca, la devo interrompere, mi deve perdonare, ma siamo davvero in chiusura, però insomma quello che lei ha detto è importante, anche perché siamo all'inizio dell'estate e ci stiamo proprio affacciando ad un periodo di lavori stagionali, e quindi è sicuramente un tema interessante quello che lei ci sta dicendo. Buon incontro ovviamente con il Ministro Elena Bonetti, e grazie per essere stati ospiti qui con noi a Prima Edizione. Bianca Cori, Vicepresidente Comitato Imprenditoria Femminile Venezia Rovigo, Elena Pegoraro, che è imprenditrice della ditta 3P Verniciatura di Santa Maria di Sala. Grazie, arrivederci. Grazie. Arrivederci, grazie a voi. Ci fermiamo, abbiamo aperto questa pagina dedicata all'imprenditoria femminile e termina qui ora Prima Edizione, mentre l'informazione torna su Antenna 3 invece alle 18:30. Grazie per averci seguito, arrivederci.